Buonasera ragazzi. Buonasera. Tutto a posto? State bene? Chi di voi era alla veglia di preghiera? Siete vivi? Sopravvissuti? Più o meno. Più o meno. Aprite le vostre Bibbie in 1 Pietro capitolo 1 versi 15 e 16. Ce l'avete la Bibbia, no? Forza. Nessuno porta più la Bibbia cartacea. Forte. Brava. 1 Pietro capitolo 1 versi 15 e 16. Ma come colui che vi ha chiamati è santo, anche voi siate santi in tutta la vostra condotta, poiché sta scritto: siate santi perché io sono santo. La sfida che vi farò stasera è quella di non soltanto dire di essere cristiani, ma di vivere come cristiani. E vedremo nel corso della serata un po' di quello che è significato vivere come un cristiano per alcuni dei padri della Chiesa. Preghiamo per iniziare il nostro culto. Grazie Padre perché oggi abbiamo il privilegio e la libertà di offrirti culto, Signore. Grazie perché un giorno uomini santi hanno dovuto sopportare la sofferenza per fare in modo in cui oggi noi potessimo essere qui come Chiesa senza il bisogno di nascondersi, per lodare il tuo nome, Padre. Grazie perché tu sei al controllo di tutto. Tu sei sovrano sulle nostre vite, sei sovrano su questo mondo. Ti ringrazio per la sua Chiesa. Parla al nostro cuore stasera, Signore, in nome di Gesù. Amen. Buonasera Chiesa. Chi è qui oggi? Buonasera. Buonasera. Chi è qui oggi? Siamo tutti bene, quindi invito la Chiesa a alzare in piedi, cantiamo al nostro Signore con l'energia che abbiamo, che l'abbiamo riempito ieri. Chi era qua ieri? Ieri, oggi, cioè più o meno. oggi. La maggior parte è stata oggi. Quindi cantiamo con gioia il nostro Signore, amen. Sono forte se spero nel Signore, se spero nel Signore, se confido nel Signore. Sono forte se spero nel Signore, se spero nel Signore, se confido nel Signore. Oh Dio, tu sei la forza, tu sei la mia speranza. Cantiamo a Lui. Eterno Dio, eterno amor, fedele sei Signore, non cambi mai, tu sei da sempre. Se cado mi rialzerai, tu mi difenderai, custodierai la mia. Cantiamo, sono forte. Sono forte se spero nel Signore, se spero nel Signore, se confido nel Signore. Sono forte se spero nel Signore, se spero nel Signore, se confido nel Signore. Oh Dio, tu sei la forza, tu sei
cambi mai, tu sei da sempre. Se cado mi rialzerai, tu mi difenderai, custodierai la mia vita. Mettiamo a Dio. Oh Dio, tu sei la forza, tu sei la mia speranza, l'eterno Dio, eterno amore, fedele sei Signore, non cambi mai, tu sei da sempre. Se cado mi rialzerai, tu mi difenderai, custodierai la mia vita. Oh, 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 Amen, Chiesa, siamo forti nel nostro Signore se speriamo in Lui. Amen. Innalzo un alleluia davanti ai miei nemici. Innalzo un alleluia sopra l'incredulità. Innalzo un alleluia, di una melodia, innalzo un alleluia, il cielo lotta già per me. Io canterò in mezzo alla tempesta, sempre più forte la mia lode ruggirà. Una volta ancora la speranza sorgerà, la morte è sconfitta, il re vivo. Innalzo un alleluia con tutto quello che è in me. Innalzo un alleluia, il male fuggirà da me. Innalzo un alleluia davanti ai misteri. Innalzo un alleluia, andiamo a Lui. Io canterò in mezzo alla tempesta, sempre più forte la mia lode ruggirà. Una volta ancora la speranza sorgerà, la morte è sconfitta, il re vivo.
più forte, cantalo 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 più forte, davanti ai miei nemici, cantalo più forte, sopra l'incredulità, cantalo più forte, mi armo di una melodia, cantalo più forte, il cielo lotta già per me, io canterò in mezzo alla tempesta, sempre più forte la mia lode ruggirà, una volta ancora la speranza sorgerà, la morte è sconfitta, il re vivo. innalzo un alleluia, 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 innalzo un alleluia. Amen, amen. Questa canzone è molto bella perché dice che innalzano un alleluia in mezzo alle difficoltà. E quello è bellissimo da vedere, che abbiamo fiducia nel nostro Signore anche se tutto crolla, anche se le cose non vanno bene. Anche in mezzo alla tempesta c'è anche Lui. Quindi che abbiamo fede, che abbiamo speranza che il nostro Dio è un Dio vivente, un Dio meraviglioso. L'atmosfera cambia quando lo Spirito di Dio è qui ed è evidente intorno a noi quando lo Spirito di Dio è qui. L'atmosfera cambia quando lo Spirito di Dio è qui ed è evidente intorno a noi quando lo Spirito di Dio è qui. Scendi in mezzo a noi, riempi il cuore d'amore, il tuo amor ci avvolge. Ci riuniamo per te, per incontrare il tuo amor ci avvolge. L'atmosfera cambia quando lo Spirito di Dio è qui ed è evidente intorno a noi quando lo Spirito di Dio è qui. L'atmosfera cambia
scendi in mezzo a noi, riempi il cuore d'amore, il tuo amor ci avvolge. Ci riuniamo per te, per incontrare il tuo amore, il tuo amor ci avvolge. Cantiamo scendi. Scendi in mezzo a noi, riempi il cuore d'amore, il tuo amor ci avvolge. Ci riuniamo per te, per incontrare il tuo amore, il tuo amor ci avvolge. Vieni su noi, Santo Spirito, con la tua presenza. Sia fatta la tua volontà, venga il tuo regno. Cantiamo. Vieni su noi, Santo Spirito, con la tua presenza. Sia fatta la tua volontà, venga il tuo regno. Vieni su noi, Santo Spirito, con la tua presenza. Sia fatta la tua volontà, venga il tuo regno. Miracoli avvengono. Spirito di Dio è qui, ed è evidente intorno a noi, quando lo Spirito di Dio Grazie Signore. Grazie Padre. Grazie per la tua parola, Padre. Grazie per il tuo Spirito Santo, Padre. Grazie perché sappiamo che sei qui, Signore. Grazie perché la sua grazia si rinnova ogni giorno, Signore. Ti ringraziamo per tutto che fai. Ti ringraziamo per tutto che sei. E ti chiediamo, Padre, da continuare con noi, da manifestare la tua parola, il tuo Spirito Santo, che siamo condotti da te, che il Signore sia il nostro obiettivo, che sia quello che stiamo cercando. Per quello, Padre, ti chiediamo da essere qui, Padre. Manifesta il tuo potere, manifesta il tuo Spirito Santo e ci insegna, Padre. Ci insegna mediante la tua parola, Signore. Ti ringraziamo per tutto questo nel nome di Santo Gesù. Amen. Potete sedervi.
Buonasera ancora. Dai ragazzi, state tutti dormendo. È già finita la veglia da almeno 12 ore. Non ci sono scuse. Buonasera. Ecco, svegliatevi. Cosa abbiamo commemorato ieri? Cosa? Niente? Grazie Lucas. La riforma protestante. Studiate la riforma alle scuole qui in Italia o no? Sì? Molto poco. Nel senso, sapete cos'è, ma nessun approfondimento, questo? Così, immaginavo. Questa sera proverò a fare diciamo che un piccolo resoconto della storia della Chiesa e poi approfondiremo su alcuni punti, alcune domande che avete fatto voi, perciò vediamo come sarà. Ho iniziato il culto leggendo i versi 15 e 16 della prima lettera di Pietro, capitolo 1. E questi versetti sono importanti per avere in mente il punto a cui siamo e capire meglio cosa significa, il significato di essere santo, non soltanto dalla nostra prospettiva, ma quello che ha significato nel corso della storia. Leggiamo ancora questi versi. Ma come colui che vi ha chiamati è santo, anche voi siate santi in tutta la vostra condotta, poiché sta scritto, siate santi perché io sono santo. Dall'anno 30 più o meno, verso la morte di Gesù, in circa l'anno 180, l'impero romano ha controllato grande parte del mondo conosciuto. Uno degli imperi più grandi mai esistiti. E in quel periodo lì l'impero romano godeva di quello che chiamiamo la Pax Romana. Studiate la Pax Romana, no? Sì? Cos'è la Pax Romana? L'impero romano ha creato un periodo di pace, tra virgolette, una pace forzata, insomma, se tu fossi d'accordo con l'imperio, con l'imperatore, si può dire che poteva vivere in pace. Quel periodo di pace, le persone riuscivano a percorrere grandi parti di quell'imperio senza nessun problema. È un periodo in cui l'imperio è sfruttato di stabilità, ricchezze, insomma un periodo di grande prosperità nella storia dell'impero romano. E c'era anche la cosiddetta libertà religiosa. Tra alcune virgolette libertà religiosa. Perché? Perché questa libertà esisteva soltanto se non fossi contro quello che l'imperatore ordinava. Quindi se riuscissi a cultuare il tuo Dio senza confrontare direttamente l'impero romano o l'imperatore o l'immagine dell'imperatore, potevi avere questa libertà religiosa. Quindi non era esattamente una libertà, ma era già molto, molto più tranquillo rispetto in alcuni periodi della storia. Come in quel periodo lì non avevano ancora un credo stabilito, perché parliamo del primo secolo, Gesù morto lì verso l'anno 30 qualcosina, poi gli apostoli hanno dato continuità all'opera di Gesù, quindi possiamo vedere nel libro di Atti degli Apostoli tanto di quello che hanno fatto. E in quel periodo lì del primo secolo la Chiesa si iniziava in modo organico, cioè gli apostoli andavano in una città, iniziavano a predicare, solitamente facevano
mi è sfuggita la parola, degli ebrei, nella sinagoga, grazie. Di solito andavano nella sinagoga a predicare, perché? Perché lì c'erano già persone che credevano nello stesso Dio, non conoscevano ancora magari Cristo Gesù, non sapevano che era il Messia, ma credevano nello stesso Dio. Quindi era più facile arrivare a una sinagoga, metà della storia già raccontata, e diceva che quello Gesù, il Cristo, era il Messia che tanto aspettavano. Poi una volta che predicava lì, di solito andavano nelle piazze delle città a predicare tutto quanto. Le chiese iniziavano più o meno così, si riunivano di solito nelle case, non c'era ancora un credo stabilito, non è che noi cristiani crediamo in questo, questo, questo e quest'altro, no, la cosa stava proprio iniziando. E come facevano le persone a riconoscere un cristiano? Dalla loro condotta. Il loro modo di vivere è che faceva con che fossero riconosciuti come cristiani. E questo va proprio d'incontro ai primi versi che abbiamo letto. Il loro modo di vivere rifletteva quello che credevano e quello che predicavano. Siate santi perché io sono santo. E inizio facendo 2 domande a voi, anzi una domanda. Il tuo modo di vivere riflette quello che sei e quello che predica? Oppure è solo ipocrisia? Il tuo modo di vivere riflette quello che sei, quello che credi, quello che predichi? O è solo ipocrisia? Vi ho messo 2 immagini. Fate attenzione a queste immagini. Proprio in questo periodo del finale del primo secolo, inizio del secondo secolo, una volta che riuscivano a identificare i cristiani, quelle persone che non adoravano l'imperatore, ma adoravano un tale chiamato Gesù, il loro Cristo, in questo periodo è iniziato anche le persecuzioni. Un storico, Tacito, ha scritto così. Passa alla prossima. All'inizio furono arrestati tutti coloro che si dichiaravano cristiani. Inoltre, una volta condannati a morte, diventavano oggetto di divertimento. Alcuni, cuciti in pelli di animali, morivano dilaniati dai cani. Altri venivano crocifissi. Altri ancora erano trasformati in torce viventi per illuminare la notte. Tertulliano, un teologo nella sua opera In Apologia, ha detto: se il Tevere inonda la città o se il Nilo si rifiuta di crescere, se il cielo trattiene la pioggia, se ci sono terremoti, carestie o pestilenze, si levano grida con una sola voce: gettate i cristiani ai leoni. I primi cristiani morivano soltanto di dichiarare la loro fede in Cristo Gesù. E non parliamo di una morte veloce, una morte semplice, erano le peggiori. Persino le cause naturali, i terremoti, tutto quanto, qualsiasi cosa succedeva, davano la colpa a loro. Era quello il loro fine. Spesso bruciati, ancora vivi. Ah, Junior, ma questa è storia del passato, non capita più. Non è così. In Nigeria ci sono con molta frequenza uccisioni di cristiani dappertutto, a centinaia. Chiudono le porte delle chiese piene con le persone dentro e danno fuoco. Chi di voi era nel campeggio dei giovani, l'ultimo che abbiamo fatto?
Alzate le manine. Pochi. Allora vi racconto una storia che ho raccontato lì, questa volta provo a non piangere. Una storia che è successa nella Corea del Nord. Una famiglia. La Corea del Nord, nonostante sia un paese molto chiuso, ci sono diverse storie dell'agire di Dio in quel popolo. Il Vangelo arriva lì dalla Cina, dalla Corea del Sud, e spesso possiamo trovare delle storie di missionari, di persone che rischiano la loro vita per predicare il Vangelo. E c'è questa storia che mi colpisce, che è di una famiglia, una coppia con 2 bambini, se non mi sbaglio, perché erano cristiani, sono stati catturati, li hanno fatti scavare la fossa, si dice, la loro fossa, li hanno messo tutti e 4 lì dentro, diverse persone che testimoniavano e aspettavano la loro morte, e i soldati. I soldati in quel momento dicevano a loro: basta rinnegare il vostro Dio e vi facciamo uscire. È semplice. Potete andare a casa vostra. In quel momento i bambini iniziano a piangere, a chiedere: papà, non vogliamo morire. Il papà, senza sapere cosa fare, la mamma prende i ragazzi per le mani. Ragazzi, silenzio, perché fra poco saremo nella presenza del nostro Dio. Iniziano a buttare la terra, i bambini sono i primi a morire, poi i genitori. Il tempo passa, un poco dopo, circa un paio di anni dopo, si arriva un'altra storia. Tutte quelle persone che erano lì a testimoniare, persino i soldati, si sono convertiti. Le persone muoiono ancora oggi per conto del nostro Dio. Continuando nella storia della Chiesa, c'era un altro uomo, questo considerato uno dei padri della Chiesa, Policarpo di Smirne. Era stato discepolo dell'Apostolo Giovanni, vescovo della città della Chiesa di Smirne. Le persone volevano catturarlo, lui non voleva scappare. La Chiesa ha insistito che lui scappasse. Dopo un po' di insistenza da parte della Chiesa, ha deciso di scappare e è andato in una fattoria. Passato un po' di tempo, hanno scoperto dove lui si nascondeva. Sono andati a cercarlo. Non voleva scappare, ma di nuovo i suoi amici, i fratelli della Chiesa: no, deve scappare, deve scappare. È andato in un'altra fattoria, ma alcuni sono rimasti lì per ritardare quelle persone che lo cercavano, per farlo scappare. Quelle persone che sono rimaste sono stati catturati, sono stati torturati, e alla fine uno di loro ha detto dove si trovava Policarpo. Nessuno di quelli cristiani si lamentava di ciò che accadeva. Un storico dice che, riposando nella grazia di Cristo, consideravano di poca importanza le sofferenze del mondo. Quando hanno scoperto di nuovo dove Policarpo si trovava, sono andati lì. Lui, sapendo che i suoi amici, i suoi fratelli sono stati catturati, torturati e morti a causa sua,
ha deciso di non scappare più. È rimasto lì ad aspettare i suoi persecutori. Una volta che lo trovarono, cosa pensate che lui ha fatto? Cosa farete voi? Lui ha offerto del cibo a quelle persone e ha fatto una sola richiesta: lasciatemi a soli con il mio Dio per un po'. La storia dice che lui è rimasto lì a pregare per circa 2 ore. Poi è stato catturato, è stato portato al proconsole della provincia, c'è stato una sorta di tribunale. La richiesta era sempre la stessa: rinnega il tuo Dio, adora l'imperatore e poi uscire per la porta principale. Nessuno di loro lo faceva. Il proconsole insisteva, diceva che, guarda, sei di età avanzata, ormai c'era circa 86-87 anni in quel periodo, la qualità di vita non era la stessa. Un uomo di 86 anni in quel periodo lì era già abbastanza debilitato, esiste questa parola? Lui insisteva che aveva un solo Dio, non voleva rinnegare il suo Dio. A quel punto il proconsole si è voltato verso di lui e gli ha gridato: abbasso gli atei. C'era tutta la folla intorno a loro, la folla che voleva ucciderlo. Lui ha puntato il dito verso la folla e ha detto: sì, abbasso gli atei. La risposta che ha dato al proconsole è: ho vissuto 86 anni servendolo, il suo Dio, il nostro Dio, e non mi ha fatto alcun male. Come potrei maledire il mio re che mi ha salvato? A quel punto il proconsole ha iniziato a minacciarlo, l'ha minacciato di buttarlo insieme alle belve. Non ha funzionato. Ha minacciato di bruciarlo vivo, e la risposta che ha dato di nuovo al proconsole è stato: il fuoco che puoi buttare su di me ci impiegherà un paio di minuti ad uccidermi, ma il fuoco eterno, questo non si spegne mai. A quel punto il proconsole ha dato l'ordine, la folla ha iniziato ad andare a cercare legna e rami per bruciarlo. Gli hanno messo su, come si chiama? La pira. L'hanno messo sulla pira, e quando stavano per accendere il fuoco, lui ha pregato così in alta voce. La storia dice che ha voltato i suoi occhi verso il cielo e ha pregato così: Signore, Dio Onnipotente, Padre del tuo Figlio amato e benedetto, Gesù Cristo, per mezzo del quale riceviamo la conoscenza del tuo nome, Dio degli angeli, delle potenze, di tutta la creazione e di tutta la generazione dei giusti che vivono alla tua presenza. Ti benedico per avermi giudicato degno di questo giorno e di quest'ora, di prendere parte tra i martiri e del calice del tuo Cristo per la risurrezione alla vita eterna dell'anima e del corpo, nell'incorruttibilità dello Spirito Santo. Con loro possa oggi essere ammesso alla tua presenza come sacrificio gradito, come hai preparato e manifestato in anticipo e come hai realizzato, ó Dio, senza menzogna e veritiero. Per queste e per tutte le altre cose ti lodo, ti benedico, ti glorifico, per l'eterno e celeste sacerdote Gesù Cristo, tuo Figlio amato, per il quale sia resa gloria a te, con Lui e lo Spirito, ora e nei secoli futuri. Amen. Le hanno buttato il fuoco. La storia dice che c'era troppo vento e la fiamma stava lì da un canto all'altro, e questo ha prolungato la sua sofferenza finché un soldato ha deciso di
porre fine e lo ha ucciso con un colpo di spada. È grazie alla testimonianza di uomini come questi che la Chiesa ha cresciuto così tanto. Un storico dice che nei 50 anni successivi, man mano che centinaia di altri martiri camminarono fedelmente verso la morte, molti furono rafforzati dai racconti della fedele testimonianza del vescovo di Smirna. C'è una mappa. Questa era la chiesa, i puntini neri, riuscite a vedere? Sì. I puntini neri erano le chiese al primo secolo. La prossima mappa è possibile vedere la chiesa al secondo secolo e poi alla fine del terzo secolo. Il teologo Franklin Ferreira, un brasiliano specialista in storia della Chiesa, dice che questa rapida crescita avvenne in gran parte perché la fede cristiana possedeva un altro standard etico, che includeva l'aiuto ai meno fortunati, il divieto dell'infanticidio, la condanna dall'aborto, del divorzio, dell'infedeltà coniugale e della poligamia, derivante da un insieme di dottrine, un'ortodossia per la quale valeva la pena lottare, mentre il paganesimo era privo di ogni dogmi. Un altro teologo e storico, Philip Schaff, ha detto che non esistevano società missionarie, né istituzioni missionarie, né alcun sforzo organizzato nei primi 3 secoli. E in meno di 300 anni l'intera popolazione dell'Impero Romano, che rappresentava il mondo civilizzato, era stata nominalmente cristianizzata. Ogni congregazione era una società missionaria e ogni cristiano un missionario infiammato dell'amore di Cristo per convertire il proprio amico. Ogni cristiano raccontava il suo prossimo, il lavoratore il suo compagno di lavoro, lo schiavo il suo amico schiavo, il servo il suo padrone o la sua padrona, la storia della propria conversione, come un marinaio che racconta la storia di un salvataggio da un naufragio. Eusebio di Cesarea ha detto che nel marzo del 303 furono pubblicati in ogni luogo editti imperiali affinché le chiese fossero distrutte, le scritture bruciate, gli ufficiali deposti e qualora perseverassero nella fede cristiana, le loro famiglie fossero prive della libertà. In quel periodo non c'era una organizzazione per le chiese erano, come ho detto, iniziavano, quando arrivava qualcuno iniziava a predicare, si riunivano di solito nelle case, le chiese avevano il nome della loro città. C'era la chiesa di Efeso, la chiesa di Colossi, la chiesa di Gerusalemme e tante altre. Avevano un vescovo, un pastore, è lo stesso, che era il responsabile per quella chiesa. Non esisteva ancora la centralizzazione di un potere ecclesiastico. Ogni volta che un apostolo scriveva una lettera, le lettere di Paolo, ad esempio, la Chiesa, che era il destinatario di questa lettera, la riceveva, la leggeva per la comunità, probabilmente facevano delle copie e distribuivano per le altre chiese affinché quegli insegnamenti girassero, questo facesse il giro per le altre chiese. Questo era importante perché era praticamente l'unico modo che avevano per condividere la parola. E già in quell'epoca è iniziato le lettere false, lettere che portavano il nome degli apostoli, ma che non erano state scritte da loro. E questo era un problema. Loro dovevano trovare un modo di identificare se quelle lettere erano veritiere o meno. Cioè è arrivata una lettera che dice di essere dell'Apostolo Paolo, ma c'entra qualcosa con gli insegnamenti dell'Apostolo Paolo? Alcune proprio no, quindi no, questa qui non è di Paolo.
forse cercavano di parlare con lui, di cercare qualcuno che sapeva da dove procedeva quella lettera. Se non c'entrasse niente, se era considerata una lettera falsa, la buttavano via. E con il passare del tempo si è trovato la necessità di stabilire quello che chiamiamo il canone biblico, cioè quali libri, quali lettere erano considerate ispirate da Dio e quali no. Perché non necessariamente era una lettera falsa, ma poteva essere una lettera scritta da un vescovo qualsiasi e che non era considerata ispirata da Dio. Quindi nonostante ci fosse il contenuto importante per la Chiesa, non era considerata la parola di Dio. E era importante fare questa distinzione. Ho fatto una linea del tempo. Provo a spiegare un attimino. Anno 30, Costantino è dichiarato imperatore. 31, dopo la vittoria in una delle battaglie, il cristianesimo è diventato un simbolo di questa vittoria. Era importante per loro. Nell'anno 36, il primo documento, 36, non l'ho messo 30, aspetta. Ho parlato, ma scusate, ma avete capito, no? 306, 312, 367, ho letto e comunque avete capito. 367, il primo documento con il canone. Questo documento era una lettera che poi è stata trovata molto tempo dopo, che conteneva i libri della Bibbia allo stesso modo in cui abbiamo oggi, gli esatti 66 libri. È il primo documento che troviamo che contiene tutti i libri della Bibbia. Poi nel 380 il cristianesimo è diventato la religione ufficiale dell'impero romano e a quel punto lì Chiesa e Stato sono diventati praticamente lo stesso. E questo è stato un grande problema nella storia della Chiesa. È iniziato anche quello che chiamiamo il cesaropapismo. Cos'era il cesaropapismo? Un sistema di relazione tra Chiesa e Stato che permetteva allo Stato, o all'imperatore in quel caso, la competenza di regolare la Chiesa nel quello che riguarda la dottrina e la disciplina. Quindi a quel punto lì non erano più i vescovi a decidere cosa era giusto o cosa era sbagliato in base alle scritture, ma era l'imperatore che influenzava direttamente la Chiesa di Roma a decidere cosa si poteva o cosa non si poteva fare. È stato forse il primo passo abismo, come si dice abismo? Abisso? All'abisso. Poi, nel 393 e il 397 ci sono stati i due concili che hanno chiuso il canone della Chiesa. È importante che nell'anno tra 390 e il 400, dove ho messo lì la Vulgata, è stato chiesto a un uomo chiamato Geronimo di fare una traduzione della Bibbia per il latino, che era la lingua in cui il magistrato, i vescovi e tutto quanto parlavano. Quella Vulgata è stata tradotta siano i 66 libri che abbiamo oggi, siano i libri che chiamiamo apocrifi o deuterocanonici, che a quel tempo era stato incluso, però non erano considerati libri ispirati, erano considerati libri importanti che portavano alcune specie di insegnamenti per la Chiesa, soprattutto storico. Era importante per la Chiesa avere quella conoscenza, ma non erano stati considerati ispirati fin lì in nessun momento. Geronimo stesso, quando ha fatto la traduzione per il latino, ha detto che quei libri, nonostante fossero lì, non erano parole di Dio.
Poi nel 449 la dichiarazione di autorità papale, la primazia della Chiesa di Roma. Il Papa Leone I, tra l'anno 440 e 461, è stato uno dei primi ad affermare esplicitamente l'autorità della Chiesa di Roma su tutte le altre chiese. Quindi, come ho detto, le chiese, ogni città aveva la sua chiesa che era riconosciuta per il nome della città. C'erano, come ho detto, ci sono nella Bibbia, la chiesa di Efesini, dei Galati, dei Colossesi, dei Filippesi e tutte quante le chiese, la chiesa di Gerusalemme. E a quel punto c'era anche la chiesa di Roma, la chiesa in cui Paolo ha indirizzato la lettera ai Romani. A quel punto lì il Papa ha deciso di reclamare per la chiesa di Roma la primazia. Cosa vuol dire? Lui credeva, utilizzando la dottrina della successione papale, l'idea che il Papa fosse una specie di successore di Pietro, dell'Apostolo Pietro, e perciò la Chiesa di Roma dovrebbe avere la primazia su tutte le altre chiese. Questo vuol dire che il Vescovo di Roma aveva il potere di, tra virgolette, legislare su tutte le altre chiese. Era quello che decideva il Vescovo di Roma, che diventava una regola per tutti quanti. Poi l'idea che sia stato, come spesso utilizzate, che era stato Pietro a fondare la Chiesa di Roma e che per questo magari il Papa o il Vescovo di Roma sia il successore di Pietro, non è solo molto difficile, è praticamente impossibile che sia stato così, perché non solo non esistono documenti che comprovano che Pietro sia stato a Roma in un periodo che non fosse durante il suo martirio, ma i documenti che troviamo di Pietro, che dicevano dove lui si trovava, impossibilitava che in qualsiasi momento lui fosse stato a Roma. E questo è importante perché? Perché se Pietro è stato a Roma soltanto nel suo martirio e l'Apostolo Paolo ha scritto la sua lettera verso 57, se non mi sbaglio, il martirio di Pietro a 60 e qualcosina, cioè quando Pietro è arrivato a Roma per la prima volta, la Chiesa di Roma aveva già ricevuto una lettera dell'Apostolo Paolo. Questo significa che esisteva già da prima di quella lettera. Quindi questa possibilità è praticamente impossibile. E forse questa è la principale, tra virgolette, dottrina utilizzata per difendere l'idea dell'apostolato, che il Papa sia il successore di Pietro. Continuiamo. In 1054, nel 551, è stato, come si dice, vediamo se trovo qui. Sì, è il concilio, ma è stato il concilio dove le altre chiese hanno accettato questa idea della primazia della Chiesa di Roma. Quindi il Vescovo di Roma ha dichiarato questa primazia, l'idea di che lui fosse non è il discendente, mi viene la parola discendente, il successore del Papa, dell'Apostolo Pietro, il Papa fosse il successore dell'Apostolo Pietro, però le altre chiese non erano totalmente d'accordo con questo. Soltanto nel concilio di Calcedonia è che è stato ufficializzato per le altre chiese questa primazia, cioè che la Chiesa di Roma avesse un ruolo più importante di tutte le altre. Poi nel 1054 è successo quello che chiamiamo il grande scisma d'Oriente. La Chiesa si è divisa in due: Chiesa cattolica nell'Occidente, nell'Oriente quello che chiamiamo la Chiesa ortodossa. E forse la principale ragione per questa divisione è stata giustamente la dottrina della successione dell'Apostolo Pietro. Grazie Emma.
Questa è stata forse la principale ragione della Chiesa ortodossa rompere questo legame con la Chiesa cattolica. Cosa il vescovo di Costantinopoli credeva? Bene, il Papa o il vescovo di Roma dichiara per sé la primazia, questa importanza. Però tra le 5 sedi principali della Chiesa, Gerusalemme, Antiochia, Alessandria, Roma e Costantinopoli, queste erano le 5 chiese principali in quel periodo lì, tra tutte quelle chiese, secondo il vescovo di Costantinopoli, era la sua chiesa la più importante, quello che chiamiamo il primus inter pares, cioè lui si considerava il primo tra quelli uguali. Non è che c'era una chiesa più importante degli altri, però se doveva avere una specie di categorizzazione, doveva iniziare da lui e non dalla Chiesa di Roma. Sono rotti, Chiesa ortodossa orientale, Chiesa cattolica nell'Occidente. Questo periodo è stato un periodo bruttissimo nella storia della Chiesa, è quando è iniziato soprattutto i culti alle reliquie si dice così? Alle reliquie, grazie, i luoghi sacri, le tasse ecclesiastiche, le indulgenze, le penitenze e tutto quanto potete immaginare. La Chiesa da quel momento in poi è iniziato un declinio finché nell'anno 1200 più o meno è stato, almeno da quello che si trova ai documenti, quello che chiamiamo i pre-riformatori, il primo segno di una riforma nella Chiesa. È iniziato con un uomo chiamato Pietro Valdo, era un francese della città di Lione. Lui ha ordinato una traduzione della Bibbia nella sua lingua e ha iniziato a predicare alle persone. Questo era già un problema. Perché? Perché, secondo la Chiesa, dovevano essere soltanto il magisterio della Chiesa ad avere non solo l'accesso alla scrittura, ma dovevano essere loro a dire quello che significava quello che stava scritto. Pietro Valdo è stato probabilmente il primo, almeno da quello che sappiamo, a portare la Bibbia direttamente alle persone. Poi tra 1325 e 1384 c'è stato un altro uomo, questo chiamato John Wycliffe. Wycliffe ha tradotto, o si è sforzato almeno, per tradurre la Bibbia nella lingua inglese. Perché? Perché credeva che la Chiesa, in quel momento lì, una volta che la Chiesa di Roma è stata accettata come la Chiesa principale, lì è iniziato il cattolicesimo romano, la Chiesa cattolica apostolica romana, per tutte le chiese. E John Wycliffe, così come Pietro Valdo, credeva che gli insegnamenti della Chiesa non erano proprio d'accordo con la Scrittura. Ha provato a tradurre la Bibbia all'inglese. Le sue accuse erano di immoralità del clero, le superstizioni, l'abuso papale e l'idea che le Sacre Scritture fossero l'autorità per i cristiani e la regola di fede e pratica, è questo che difendeva lui, che è quello proprio che la riforma poi con Lutero ci ha portato. Ci sono stati poi un gruppo chiamati i Lollardi. I Lollardi erano conosciuti come i predicatori poveri. Loro andavano per le strade a predicare per le persone, non avevano proprio un soldi, sembravano dei barboni, ma era questo il loro stile di vita e predicavano alle persone. Poi c'è stato un altro uomo, questo chiamato Ian Hus, se non sbaglio ceco si dice così. Hus è stato martirizzato nel 6 luglio del 1415. Vedete che ancora, a poco tempo fa, le persone erano ancora martirizzate. Fu condannato per eresia e bruciato sul rogo, così come gli altri, allo stesso modo.
a causa delle sue critiche alla corruzione nella Chiesa cattolica e della difesa di riforme nella dottrina e nella pratica ecclesiastica. Ancora prima che ci fosse le chiese, così come ce l'abbiamo le chiese protestanti, o che fosse istituita la Chiesa cattolica come proprio avendo una struttura ecclesiastica, le persone morivano e sono continuate a morire per quello in cui credevano. Luca capitolo 22, versi 33 e 34. Parlando della crocifissione di Gesù, dice così: quando furono giunti al luogo detto il Teschio, vi crocifissero lui e il malfattore, uno a destra e l'altro a sinistra. Gesù diceva: Padri, perdona loro, perché non sanno quello che fanno. E Stefano, il primo martire della Chiesa, poco tempo dopo la morte di Gesù, in Atti degli Apostoli capitolo 7, versi 54 a 60. Essi, udendo queste cose, fremevano di rabbia in cuor loro e digrignavano i denti contro di lui. Ma Stefano, pieno di Spirito Santo, fissati gli occhi al cielo, vide la gloria di Dio e Gesù che stava alla destra di Dio e disse: ecco, io vedo i cieli aperti e il Figlio dell'uomo in piedi alla destra di Dio. Ma essi, gettando grida altissime, si turarono le orecchie e si avventarono tutti insieme sopra di lui. E cacciatolo fuori della città, cominciarono a lapidarlo. I testimoni deposero i loro mantelli ai piedi di un giovane chiamato Saulo. E continuarono a lapidare Stefano, mentre pregava e diceva: Signore Gesù, accogli il mio spirito. Poi, messosi in ginocchio, gridò ad alta voce: Signore, non imputare loro questo peccato. E detto così, si addormentò. Il primo martire della Chiesa ha pregato in modo molto simile a Gesù quando stava per morire. Poteva avere rabbia, poteva avere il cuore pieno di odio. Le loro preghiere sono state: perdonateli, non sanno quello che fanno, non imputate i peccati a loro. Jan Hus, questo cieco, mentre si preparavano per accendere il fuoco, anche lui ha pregato a Dio. La sua preghiera: Signore Gesù, è per te che sopporto pazientemente questa morte così crudele. Ti chiedo di avere misericordia dei miei nemici. Uguale. Uomini che stavano per avere una morte bruttissima. Quegli uomini hanno vissuto nel modo degno del Vangelo di Cristo. Vi ricordate l'ultima predica che ho fatto? Paolo, quando ha scritto ai Filippesi: comportatevi nel modo degno del Vangelo di Cristo. Questi uomini hanno portato fino alla fine questi insegnamenti dell'Apostolo Paolo. Gli apostoli, i padri della Chiesa, i riformatori e tanti altri sono stati martirizzati per proclamare il Vangelo di Cristo, per difendere la sana dottrina, per fare in modo in cui oggi noi potessimo essere qui, a imparare la parola di Dio, a lodare il nostro Dio, a offrire culto al nostro Dio. Cristo è morto perché in Lui noi potessimo avere vita. E essere disposto a morire per Lui ha senso solo se siamo disposti anche a vivere per Lui. E vivere per Lui significa vivere come i cristiani della Chiesa primitiva, in cui tutti quelli che erano intorno identificavano loro come cristiani, non perché entravano in una chiesa, ma per il loro modo di vivere. Perciò ripeto la domanda che ho fatto all'inizio. Il tuo modo di vivere riflette cosa credete?
o è solo ipocrisia? Abbiamo questo dovere personale come cristiani, ma abbiamo anche un dovere come Chiesa. E c'è una frase che vorrei condividere con voi. Questa frase ho cresciuto vedendo praticamente tutti i giorni della settimana. È il pastore appartiene al pastore della mia chiesa in Brasile. Questa frase è stampata, è stata scritta proprio sul muro della chiesa. Io ero in chiesa, ho passato la mia adolescenza praticamente da lunedì a domenica in chiesa. Vedevo questa frase per tutti i giorni, mi colpiva profondamente. Dice: per quanto possano crescere le eresie, il Vangelo facile, le mode ecclesiastiche e la mancanza di fermezza nei principi biblici, non smetteremo mai di essere l'opzione per coloro che desiderano un impegno serio con Dio. Non devieremo mai dal cammino al quale un giorno coloro che sono stati ingannati dal Vangelo facile potranno tornare. Che queste parole possano essere una verità nella vita della nostra Chiesa. Preghiamo. Padre, ti ringrazio. Ringrazio per la vita di questi uomini. Ringrazio per il sacrificio di tuo amato Figlio, Padre. Ti ringrazio perché oggi possiamo cultuarti liberamente. Grazie per questa Chiesa che tu ci hai dato, Signore. Aiutaci, Padre, a vivere in modo degno del tuo Vangelo. Che la nostra vita possa riflettere quello che crediamo e quello che predichiamo. Che le persone che sono accanto a noi possano identificarci come i tuoi figli, Padre, attraverso la nostra vita. È in nome di tuo Figlio amato Gesù che ti chiedo. Amen. Scusate, mi sono allungato un po'. Questa settimana, anzi già da 2 o 3 settimane mi pare, abbiamo messo un formulario in cui tutti voi avrete avuto l'opportunità di fare delle domande. Ci sono state alcune domande. Chiamo Emma, aiuta, dammi una mano Paolo. Emma e Miguel. Vai. Allora mi permetto di fare una premessa, visto che parleremo della Riforma, parleremo dei cattolici. Sono argomenti un po' particolari, tante persone non sanno, con tutto il rispetto. Grazie. E quindi c'è una premessa da fare, visto che mi hanno incaricato di rispondere alle domande sulla Chiesa Cattolica e adesso ho un po' il ruolo di, tra virgolette, difendere i cattolici, spiegare certe cose. Le prime cose che vi voglio dire è che dovete togliere gli occhiali da evangelici, da protestanti, dovete dimenticarvi tutto quello che pensate di sapere, perché i cattolici vedono la cristianità in modo diverso da voi. E adesso vi spiego un po' di premesse, cerco di essere velocissimo. Il loro sistema di pensiero assume che il Papa
è, come dire, il vicario di Cristo. Il loro modo di pensare è che Cristo ha imposto le mani sui suoi apostoli, gli apostoli hanno imposto le mani su delle persone, i vescovi, in particolare un vescovo, quello di Roma, che era il più importante. Questo vescovo imponeva le mani sul vescovo successivo e questo gli dava autorità. Il vescovo impone le mani su un sacerdote e questo gli dà autorità. Loro credono che l'autorità sia arrivata dalle mani di Cristo a Pietro, Giacomo, Giovanni, eccetera, eccetera, e Paolo, siano passate ai vescovi successivi e così via fino ad oggi. Secondo la teologia cattolica, quando voi incontrate il vescovo di Treviso, voi incontrate una persona che ha ricevuto le mani da qualcuno che ha ricevuto le mani, eccetera, 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 e questo dà loro l'autorità. Loro non credono, parleremo di sola scrittura sicuramente questa sera, loro non credono che la Bibbia sia la suprema autorità, loro credono che la Bibbia sia infallibile, la leggono, la ascoltano, ma loro credono che la Chiesa Cattolica ha ricevuto la Bibbia e l'ha trascritta, l'ha data. Quindi la tradizione della Chiesa Cattolica è parallela in potenza alla Bibbia. Per quello loro hanno delle tradizioni che non sono nella Bibbia. Per questo il Papa, secondo loro, in certi contesti può parlare infallibilmente. Negli anni 50 lui ha detto che è un dogma della Chiesa Cattolica che Maria è stata assunta in cielo. Nella teologia cattolica questa frase del Papa ha lo stesso identico valore di un versetto biblico. Vedono in modo completamente diverso tutta la questione della fede rispetto a noi. Questa è una premessa perché se non capiamo che c'è un punto di vista radicalmente diverso, ci sembreranno pazzi, ci sembreranno stupidi, non sono nessuna delle due cose, hanno una logica molto stringente, sono degli universitari pazzeschi, hanno un potere accademico notevole, quindi non pensate che i cattolici siano scemi, non lo sono, hanno delle assunzioni, loro partono da un punto di partenza diverso. Scusate l'introduzione, ma penso che sia utile per impostare la discussione. C'è stata una prima domanda, anzi sono due che provo a rispondere facendo un resoconto per poi faccio a loro le prossime domande. La prima è: cos'è stata la riforma protestante e perché è così importante? La riforma protestante con Lutero, ci sono stati i pre-riformatori, quegli uomini che hanno provato a portare una riforma negli anni precedenti. Poi con Lutero è iniziato a Wittenberg, una città tedesca. Lutero aveva la profonda conoscenza delle scritture, a quel momento lì era professore di teologia e aveva già scritto un paio di commenti biblici. È arrivato un monaco che si chiamava Johann Tetzel. È arrivato in quella città per vendere le indulgenze. Sapete cos'è, giusto? Bene? Lutero a quel punto lì, quando ha visto quell'uomo che vendeva le indulgenze, i perdoni dei peccati, la possibilità di stare meno tempo in purgatorio e tutto quanto, ha trovato la situazione un'assurdità. Si è messo a scrivere quello che sono state le 95 tesi di Lutero e le ha appese queste tesi sulla porta della cattedrale di Wittenberg. Una cosa importante è: Lutero non ha mai voluto fare dividere la Chiesa o niente del genere. Loro volevano semplicemente una riforma, cioè abbiamo sbagliato in un determinato momento, dobbiamo tornare indietro e ripartire. Queste tesi non erano scritte per la comunità, anche perché molti di loro non sapevano neanche leggere, la maggioranza assoluta. Queste tesi erano state scritte giustamente per i magistrati, per le persone che conoscevano la Bibbia, gli altri vescovi e tutto quanto. Quello che voleva lui era creare una specie di un dibattito tra di loro, per discutere cosa era giusto, cosa era sbagliato, cosa potevano
sistemare, no? La sua idea principale era generare un dibattito e questo era una cosa assolutamente normale in quel periodo. Non è che nessuno aveva mai appeso una tesi sulla la porta di una chiesa, era normale. Il problema era quello che la Chiesa ha capito, che nel senso, se prendiamo tutto questo che Lutero ha detto, insomma, non è che andrà bene per la Chiesa cattolica. È stato questo il grande problema. Le 95 tesi di Lutero poi sono state riassunte in 5 tesi che sono la scrittura, sola fide, sola grazia, solo Christus e solo Dio gloria. Un altro cambiamento importante che la riforma ci ha portato è stato proprio nel culto. Se Lutero è stato quella scintilla iniziale che ha fatto bruciare tutto, in quel momento lì altre persone, soprattutto i valdesi, quelli là del 1200, che avevano già provato a iniziare un momento di riforma, loro si riunivano già tra di loro. E quando hanno saputo che c'era un vescovo, Lutero non era un vescovo, ma è un monaco. Quando hanno saputo che c'era un monaco che stava facendo un casino in Wittenberg per questo conto, loro hanno detto, ottimo, allora iniziamo anche noi da qui. E poi da un'altra parte, e uno dei principali riformatori insieme a Lutero è stato Giovanni Calvino. Se Lutero era in quel momento nella Germania, dove oggi è la Germania, Calvino era a Ginevra, si dice? Ginevra in Svizzera. E Calvino ha iniziato una riforma anche da lì. E era molto molto giovane, ha iniziato con, se non mi sbaglio, 16 anni, 17. Poi c'è una lettera bellissima che ha scambiato con Lutero, loro si comunicavano. E in questa riforma di Calvino, uno dei temi che lui ha preso era proprio la questione della liturgia del culto. Perché? Perché a quel tempo, come era il culto della Chiesa cattolica? C'era la Chiesa, come siete voi qui, i magistrati, i vescovi erano con le spalle a voi, girate indietro, loro praticamente facevano il loro culto, cantavano e tutto quanto, e le persone erano soltanto platea. Cantavano in latino, la gente non sapeva latino. Era tutto in latino, il popolo non capiva. Cantavano tra di loro, di solito non c'era una predica, leggevano un pezzo della scrittura, a volte neanche questo. Sempre in latino. E le persone stavano lì soltanto a guardare. E una delle cose che la riforma ci ha portato, con Giovanni Calvino soprattutto, è che no, il culto esiste solo se è un culto comunitario, non esiste un culto da solo. Dobbiamo essere tutti insieme a offrire culto a Dio. La Chiesa non è qui per guardare, è qui per partecipare. Chi è qui davanti? Il gruppo di lode, ad esempio, non è qui per lodare e voi guardate come se fosse una banda. No, loro sono qui per aiutarvi, a condurvi a lodare a Dio. E questo è il senso, e questo è un altro aspetto che la riforma ci ha portato. A parte anche il fatto che facevano il culto, no, sempre in latino, dopo il culto c'era una specie di teatro, no, che facevano in modo tale che la gente capisce quello che stavano proprio predicando in latino. A parte che il teatro non era proprio semplice, no, da capire così. Teatro sacro. La prima domanda, giusto dato questo sottofondo, si dice? Contesto. La prima domanda, qual è la differenza tra l'Eucaristia cattolica e la Cena del Signore e perché non la celebriamo in tutti i culti? Vai Emma. Io avevo una risposta completa, l'ho persa. Aiuto. Vabbè, ce l'ho. Allora, come la premessa che ho fatto prima, quello che è importante era una premessa anche per un'altra domanda, lo dico già. E scusate se sarà un po' lunga, giusto per capire. Secondo la Chiesa Cattolica sono i vescovi che ricevono l'autorità di Cristo, hanno un'autorità apostolica, si chiama successione apostolica. Il Papa ha la funzione di Cristo su questa terra, i vescovi hanno uno stesso potere
come quello degli apostoli. Io non ce l'ho, voi non ce l'avete, il vescovo di Treviso sì. Questa è la cosa. Per loro, quando deve essere presa una decisione che è vincolante per tutti i cattolici, al loro modo di vedere per tutti i cristiani, deve essere fatto un concilio ecumenico. Penso che avete sentito parlare del concilio di Nicea, anche Junior ha menzionato qualche concilio. Quindi tutti i concili che radunano tutti i vescovi, sia secondo le chiese ortodosse che secondo la Chiesa cattolica, hanno lo stesso potere della Bibbia. Loro leggono quel versetto in cui viene detto da Cristo che i cancelli dell'Ades non prevarranno sulla Chiesa. Noi protestanti lo interpretiamo dicendo il cristianesimo non morirà mai. Loro lo interpretano dicendo quando la Chiesa è riunita, quando i vescovi sono riuniti, sono infallibili, non hanno la possibilità di sbagliare. È molto pesante come assunzione, ma è così che ragionano. Quindi, quando loro hanno l'Eucaristia insieme ad altri sacramenti di cui parleremo dopo, tipo la penitenza, questo è stato infallibilmente stabilito che è così durante il Concilio di Trento, che menzioneremo varie volte perché è un concilio che riguarda noi protestanti molto da vicino. Nella teologia cattolica l'Eucaristia è una ripetizione del sacrificio di Cristo. Quindi loro ogni domenica hanno questa celebrazione da parte del sacerdote in cui viene ripetuto per i fedeli il sacrificio di Cristo. Dopodiché, l'altra cosa da capire con la Chiesa cattolica è che loro si sono divertiti con la filosofia greca per un sacco di anni. Adesso la metto un po' sul ridere per farvi capire, ma si è parlato di Platone, si è parlato di Aristotele, di categorie, di sostanze, di accidente, sembra tutte cose folli, ma sostanzialmente loro con un sacco di ragionamento sono arrivati a dire ok, c'era tantissima discussione sulla Santa Cena, non erano d'accordo, la Chiesa Cattolica non aveva una dottrina unificata sulla Santa Cena, c'era dibattito, ma poi c'è stata la riforma, come scherzo con le persone con cui parlo, e la Chiesa Cattolica non ha preso sportivamente la riforma, non l'ha vissuta bene, hanno preso male le critiche che sono state ricevute e hanno irrigidito tante posizioni su cui in realtà non erano sicuri. Per esempio nel Concilio di Trento hanno stabilito infallibilmente che ci sono 7 sacramenti. Non ce ne sono 6, non ce ne sono 8, 7 esatti, è come se l'avesse detto Gesù. Quindi è questo il livello di importanza. E quindi in grande sintesi loro hanno stabilito, mi sono un attimo perso nel discorso, scusa, dov'ero? Ok, perfetto. Quindi sostanzialmente loro hanno stabilito che l'Eucaristia ha questo significato, che dicevamo, e che praticamente le persone lo possono ricevere solamente il pane, no? Quindi se andate in una chiesa cattolica voi ricevete solamente il pane, sempre con le premesse che conosciamo, chi non prende degnamente il pane ne riceve un danno spirituale. Secondo loro il battesimo dei bambini genera, come immaginate la metafora di una piantina, la useremo anche dopo, il battesimo pianta una piantina in te, che è il nuovo te, Emanuele viene battezzato da bambino, nasce un nuovo Emanuele, e quel Emanuele nuovo deve essere mantenuto nella Chiesa Cattolica, deve essere innaffiato ogni settimana con la comunione. Se smette di essere innaffiato la piantina muore ed Emanuele va all'inferno. Questa è molto stretta come idea. Mentre noi sulla Cena del Signore è molto complicato nel protestantesimo, perché il protestantesimo si stava per unificare, ma non mi viene, non è Calvino, è Zwingli e Lutero si sono incontrati. Lutero, io dico scherzando, aveva la versione meno pacifica del mio carattere. Zwingli non so che carattere avesse, ma è morto in guerra, quindi potete immaginare il tipo di figura. Qua abbiamo pastori da battaglia, per intenderci. Erano d'accordo su 14 punti, il 15° punto era la Santa Cena. Zwingli ha detto va bene, non siamo d'accordo, ha teso la mano a Lutero che gli ha risposto io non stringo la mano agli eretici. Non correva un buon clima, ma perché loro stressavano quanto importante fosse la Santa Cena e quindi tu hai visioni molto diverse. Si assomigliano, sono complicate, in grande sostanza c'è una buona parte del protestantesimo che in un modo o nell'altro, in modo diverso, sono cose da teologi, dicono che la Santa Cena ti nutre e poi noi siamo su una parte più memorialista zwingliana che diciamo è in memoria, è un gesto. Il pane non mi nutre, il vino non mi nutre, ma è un gesto che io faccio in memoria di Cristo,
per celebrare la sua cena. Questo viene molto battuto nelle nostre chiese, lo facciamo una volta al mese per dare importanza a questo momento. Quindi è molto diverso. Nella Chiesa cattolica magari viene preso alla leggera, ma l'idea è che questo pane che ricevi ti dà nutrimento, ti dà sostentamento, tiene viva la tua vita spirituale, mentre noi diciamo ok, Cristo ci ha chiesto di ricordarlo e noi stiamo facendo una cosa che è importante, ma non sto ricevendo qualcosa di specifico da Dio attraverso il pane e il vino. Altre chiese protestanti, i luterani, i presbiteriani, gli anglicani, dicono altre cose e sempre su un'idea di nutrimento, ma con filosofia diversa e con meno Aristotele. E vorrei aggiungere anche il fatto che, non so se è proprio questa parola, ma la Chiesa cattolica crede che è la trasubstanziazione, se non mi sbaglio, quindi che diventi appunto il corpo e il sangue di Cristo, mentre invece la Chiesa protestante crede che noi facciamo in memoria. Però anche all'interno della Chiesa protestante ci sono 3 variabili che una la facciamo sempre in memoria, altri credono che c'è un atto simbolico, che c'è anche una presenza spirituale, non proprio l'atto di avere Gesù Cristo lì presente, ma c'è proprio un atto spirituale. E perché noi non la celebriamo in tutti i culti? Calvino, quando ha scritto gli istituti del Vangelo, se non mi sbaglio, della Chiesa, ha scritto che durante quel periodo in cui c'è stata la riforma protestante, perché c'era Zwingli prima e poi è venuto Calvino. Calvino, quando l'ha scritto, ha detto appunto che tutte le persone che gestivano la Chiesa non volevano farla tutte le settimane, tutte le domeniche o tutti i sabati, non so quando facevano i culti, per un discorso di banalità e perché volevano diventare quel momento proprio speciale, dove le persone venivano appunto toccate per il momento della Santa Cena del Signore. Ma noi possiamo celebrare la Cena del Signore tutte le domeniche? Sì, la Bibbia non ci dice che noi non lo possiamo fare, anzi, quando noi leggiamo Atti degli Apostoli, la Bibbia dice, se non mi sbaglio capitolo 17 o capitolo 20, che parla esattamente che tutti gli apostoli si trovavano settimanalmente appunto per dividere il pane. Quindi parlava di una cena. E perché noi non lo facciamo? Perché molto probabilmente c'è stato già insegnato in questa maniera e noi abbiamo portato solo avanti, ma questo non ci impedisce di farla ogni settimana. Sì, una piccola aggiunta, perché dobbiamo sempre ricordare il contesto della riforma quando parliamo di cose, perché adesso uscirà anche dopo. Adesso i cattolici sono molto più amichevoli, no? Junior ve l'ha detto, ti bruciavano. Jan Hus, che è stato ucciso, gli hanno detto: ah sì, certo, vieni qua da noi a discutere le tue idee, qui tranquillo, ti garantiamo che sarai al sicuro, e l'hanno ucciso. Quindi era un clima terribile. Quello che i riformatori stavano vedendo era, loro leggono la Bibbia e vedono Gesù che istituisce la Santa Cena, un momento molto importante, molto solenne, e c'erano alcuni casi in Europa dei fedeli che ricevevano la Santa Cena, la comunione, 2 volte l'anno. 2. Alcuni episodi sono stati registrati in Francia che le persone avevano un'idea così magica. Di nuovo, immaginate, sei un contadino che non sa leggere, vai in chiesa la domenica, vedi delle persone vestite riccamente che parlano in una lingua incomprensibile, alzano questo pezzo di pane che loro possono avere e tu no. Io, da bravo contadino medievale, penso che quella roba è magica. Nel Medioevo francese tu hai avuto storie di gente che rubavano la particola della comunione e la seppellivano per terra nel loro campo perché erano convinti che fosse magico e che avrebbe fatto crescere il campo. Questo sembra ridicolo, noi diciamo ma siete scemi, ma vi fa capire quanto la gente era lontana dalla comunione. Per questo i riformatori hanno combattuto per dire il pane e il vino devono tornare alle persone, perché la Chiesa cattolica ti dava a malapena il pane e in alcuni casi 2 volte l'anno. Per aggiungere, la Chiesa cattolica crede nella transubstanziazione, cioè il corpo e il vino diventano proprio corpo e sangue di Cristo. Poi i luterani, protestanti, un po' più lontano da noi forse, credono in una consustanziazione, un po' più difficile da spiegare, ma... Loro credono che Gesù c'è davvero dentro, tu mangi Gesù, in qualche modo è là,
ma non usando le categorie aristoteliche dei cattolici. Il pane continua essendo il pane, il vino continua essendo il vino, ma Gesù allo stesso tempo è È lì. fisicamente là dentro. Esatto. Come? Boh, chi lo sa. È un concetto un po' diverso. Poi la linea sia di come si dice in italiano? Zwingliana e la calvinista di Zwinglio e Giovanni Calvino, loro credono soprattutto nella, quello che Miguel ha parlato, nella presenza spirituale, cioè il pane è sempre pane, il vino è sempre il vino, però nel momento in cui come Chiesa celebriamo la cena del Signore, Gesù Cristo è spiritualmente presente con noi, c'è una comunione speciale come Chiesa, è un momento speciale, c'è qualcosa di spirituale che succede lì. E c'è un'altra linea, i battisti soprattutto, che credono nella visione che è soltanto un memoriale. Miguel ha parlato dell'idea è iniziato ad essere una volta al mese, no? Mentre Calvino era in Ginevra, il Concilio di Ginevra in quel periodo lì ha proibito che la cena del Signore fosse eseguita ogni domenica, come era il solito in quel periodo lì. Ha permesso soltanto che realizzassero una volta alla settimana, una volta al mese. Forse è da lì che è partita questa tradizione. Loro erano costretti a fare una sola volta nella settimana perché il Consiglio della città li avevano proprio proibito di farli. Magari da lì è iniziato che tutti quanti facevano una volta alla settimana. Però ci sono chiese che sì, che lo fanno ogni domenica e, come Miguel ha detto, non è un problema. Seconda domanda. Perché non facciamo la prima comunione o la cresima? Vai Emma. Allora, la risposta di nuovo è il Concilio di Trento, perché la Chiesa Cattolica, rispondendo alla Riforma Protestante, ha stabilito, e questo di nuovo dovete vedere le cose dal punto di vista dei cattolici, hanno stabilito che i sacramenti sono 7 e sono sempre stati 7. Se voi tornaste indietro con la macchina del tempo da Pietro e Paolo, Pietro sarebbe Papa, in modo leggermente diverso da come lo vediamo oggi, ma riconoscerebbero 7 sacramenti. Per farvi capire il clima di quei tempi, se tu, nella tua essere sciocchino e protestante che non capisci le cose, dici «ma secondo me non è così», c'è un anatema su di te. Questo vuol dire che vai all'inferno, giusto? Questa è l'idea, questo era il clima che girava. Quindi, perché la prima comunione? Perché sostanzialmente loro credono che la comunione sia un sacramento, anche noi crediamo che la Santa Cena sia un sacramento, ne abbiamo una visione diversa, quindi loro hanno questi 7 sacramenti che mi sono segnato, sono il battesimo. Noi ce l'abbiamo 2, sì. Battesimo e cena. Tutti i protestanti hanno 2 sacramenti, loro ne hanno 7. Battesimo, cresima, eucaristia, riconciliazione, matrimonio, ordini sacri e unzioni degli infermi. Quelli che rigenerano il credente sono il battesimo, come abbiamo detto, io prendo una persona che è destinata all'inferno, nasce con il peccato originale, noi siamo completamente d'accordo con questo, con loro, quella persona viene battezzata, quell'acqua salva, loro dicono ex opere operato, cioè per il semplice fatto che io ti ho battezzato e sono un sacerdote cattolico, io ti ho salvato, ti ho messo una etichetta di spedizione che ti manda in paradiso, poi attraverso l'Eucarestia tu ti mantieni, e ti mantieni la salvezza, e poi con la cresima la parola parla del sigillo dello Spirito Santo, giusto? Noi conosciamo questa espressione. Secondo la teologia cattolica, solo un vescovo attraverso la cresima ti può imprimere quel sigillo e sigillarti nello Spirito Santo, sigillare la tua salvezza. Quindi la prima comunione è un momento rilevante perché il bambino cristiano, il bambino cattolico sta crescendo e inizia a far parte di questo momento estremamente importante della vita comunitaria che è la comunione. Quindi la prima comunione viene celebrata perché il bambino cresce, fa la sua prima comunione, la sua prima Santa Cena e sta aumentando il suo grado, passa dal latte spirituale alla carne spirituale. E la cresima invece è sempre questo passaggio dall'essere un bambino all'essere un adulto nella fede. Quindi magari il cattolico che incontri per strada avrà una visione molto più soft
di questi sacramenti, ma andando a leggere quello che i cattolici dicono di questi sacramenti, sono di un'importanza fondamentale, perché se tu non sei battezzato, se tu non vai ogni domenica a ricevere la comunione, metti a serio rischio la tua anima, secondo la dottrina cattolica. In più, se guardiamo ad esempio la storia di quella che Junior ha detto qua della linea del tempo, quando Teodosio, se non mi sbaglio, che era l'imperatore di cui il cristianesimo è diventato la religione principale dell'impero romano, tutta la gente quindi che apparteneva all'impero romano è iniziata quindi a aderire al cristianesimo senza capire cosa fosse di fatto il cristianesimo. Quindi è la stessa cosa di prendere delle persone che non erano convertiti ancora, che volevano far parte, che dovevano fare parte del cristianesimo, perché siccome Junior aveva parlato della storia di cui tutti i cristiani venivano morti, uccisi, per il discorso di non negare e rinnegare la loro fede, quindi questi adesso per non solo onorare l'imperatore, ma dovevano appunto avere questa stessa fede di tutta la religione dell'impero romano, questa gente che non era convertita e che non capiva esattamente cosa voleva dire il Vangelo, dovevano venire quindi a far parte dell'impero romano attraverso la loro religione. Da questo punto di vista hanno iniziato a battezzare i bambini, hanno iniziato a far entrare tutta la gente che non conosceva ancora il cristianesimo e da lì hanno creato quindi questo sacramento e hanno iniziato a battezzare i bambini. Cosa c'entra con noi? La cresima appunto è la confermazione del battesimo. Quindi noi che abbiamo solo il sacramento del battesimo e crediamo che nel momento in cui la persona è già a conoscenza dei suoi peccati e può già dire che è un peccatore e soprattutto scendere alle acque, non c'è proprio questa necessità di fare una confermazione del tuo battesimo di quando sei stato bambino. Quindi, se tu sei a conoscenza dei tuoi peccati, se tu credi che sei un peccatore, soprattutto di tutto quello che c'è stato coinvolto nella riforma protestante con Lutero, che quando lui ha letto il versetto famosissimo, Romani 1, capitolo 1, versetto 17, che dice che l'uomo vivrà per fede, quindi se noi viviamo per fede, se noi capiamo che è solo Cristo e solo la grazia di Dio, noi sappiamo esattamente che noi dobbiamo avere questa conoscenza e soltanto una persona che ha adulta o neanche adulta, ma che ha la conoscenza dei suoi peccati, appunto ha la libertà e soprattutto la decisione di decidere di battezzarsi o meno, di accettare Gesù o meno. Quindi noi non abbiamo bisogno della cresima. Come Emanuele ha detto, questo è stato un sacramento intitolato dal Concilio di Trento, ma soprattutto come battisti, come cristiani, abbiamo due sacramenti, battesimo e la cena del Signore. La cresima quindi non c'è proprio bisogno, perché nel momento in cui ti battezzi hai già la confessione dei tuoi peccati pubblicamente, chi è già stato battezzato qua si ricorda bene di cosa è successo là in quel momento, tu davanti a tutti quanti dici che il Signore Gesù è il Signore della tua vita, confessa pubblicamente davanti anche ai tuoi fratelli che saranno i futuri membri cioè tu sarai un futuro membro di quella chiesa che appartenerai, quindi davanti a tutti quanti farai la tua confessione di fede. I sacramenti per noi sono segni visibili di una realtà invisibile, cioè sono importanti ma sono simboli, non hanno il potere di salvarci. Per noi la salvezza viene soltanto attraverso la fede e le scritture. A posto? Volevo aggiungere qualcosa ma mi sono dimenticato. Nel protestantesimo, come Miguel ha detto, noi come battisti, noi siamo credo battiste, cioè il nostro battesimo è mediante la confessione di fede. Ci convertiamo, professiamo la nostra fede, ci battezziamo. Però ci sono protestanti che sono anche loro pedobattisti, cioè battezzano i bambini neonati, ad esempio i presbiteriani. Loro hanno una dottrina un po' diversa, non starò qui a spiegare, ma loro non vedono problema in battezzare un bambino, però nel corso della vita di quel bambino lì, una volta che è adolescente, giovane, adulto, lui deve andare davanti alla chiesa e confermare la sua fede, fare la sua professione di fede.
Cioè, prima loro si battezzano da bambini, poi a un certo punto della vita fanno la sua professione di fede. Noi prima professiamo la nostra fede per poi battezzarsi. Prossima domanda. Perché i cattolici professano i propri peccati al prete, mentre i protestanti pregano direttamente a Dio? Allora, questa è una delle cose su cui i cattolici, perché stavamo facendo le ricerche su Catholic Answers, che è un loro sito di apologetica molto famoso, loro hanno ammorbidito la loro visione su tante cose. Mi ricordo che leggevo insieme ad Alessia, che mi ha aiutato con queste ricerche, che loro facevano questa dolcissima metafora la confessione è come un bambino piccolo che vuole camminare da solo con le sue gambette corte e arrivare fino a casa, cioè il perdono di Dio, ma la Chiesa Cattolica sa che ha bisogno dell'aiuto di un adulto e quindi gli manda un prete che lo sa aiutare, che lo sa confessare e che perdona i suoi peccati. E questo è un modo estremamente dolce. La dottrina cattolica dice che senza il prete non vieni perdonato, è un po' diverso. Come funziona nel dettaglio? Di nuovo siamo al Concilio di Trento, loro dividono con molta più precisione le cose. Noi diciamo che il peccato è peccato. Loro sono molto più sistematici, loro credono loro non credono nella salvezza per le opere, ma loro danno molta più rilevanza alle opere. Quindi le tue opere negative non è che puoi semplicemente dire vado alla presenza di Dio, chiedo perdono, la croce ha perdonato tutto. Loro credono anche quello, ma con qualche passetto complicato in più. Loro dividono i peccati in due, peccati mortali e peccati veniali. Il peccato veniale è poca cosa, mi ero segnato ma non si è salvato il file, scusate. Sostanzialmente il peccato mortale è quando tu sai che qualcosa è peccato, conosci perfettamente le conseguenze negative del peccato e lo fai lo stesso. Ed è un peccato di materia grave, l'omicidio. Se decido di uccidere qualcuno, quello è un peccato grave. E il peccato grave ti taglia dalla grazia nella dottrina cattolica. Se tu muori in stato di peccato grave, non vai in purgatorio, vai all'inferno, secondo la loro dottrina. Qual è il problema? Saltare messa, non andare in chiesa la domenica senza valido motivo, è un peccato grave. Facciamo l'esempio, tu non hai voglia di andare a messa la domenica mattina, perché sei annoiato, non hai voglia, stai andando a pranzo, vai a casa di amici a pranzo, fai un incidente stradale, muori, vai all'inferno, perché hai commesso un peccato grave, a meno che, perché loro sono molto bravi nelle loro categorie, tu non volessi andare a confessarti. Questa è la complicazione del sistema, perché di nuovo, come ho detto all'inizio, loro credono che quando Gesù ha detto agli apostoli voi avete il potere di legare e sciogliere, quello che legate sulla terra è legato in cielo e quello che sciogliete sulla terra è sciolto in cielo, noi protestanti, grazie ai riformatori, crediamo nel sacerdozio universale, cioè Gesù l'ha detto ai sacerdoti, l'ha detto a noi tre, l'ha detto a voi, il cristiano ha un'autorità spirituale che viene dallo Spirito Santo che è dentro di lui. Noi crediamo che tutti possono legare e sciogliere in questo senso, poi correggetemi se sbaglio su questo. Loro invece credono che quella specifica autorità sia limitata all'interno degli ordini sacri. Quindi naturalmente tu puoi pregare direttamente a Dio, ma se tu sei cattolico devi sottometterti al sistema cattolico e riconoscere che l'autorità di Cristo è attraverso il Papa, il Magisterio, il Vescovo e tutto il clero. E quindi di nuovo è un modo completamente diverso di vivere la vita spirituale. Poi che il cattolico medio fuori vive in modo radicalmente diverso da questo, capita anche nei protestanti che noi crediamo una cosa e viviamo in un altro modo, ma andando a leggere la dottrina ufficiale della Chiesa Cattolica, che di nuovo è infallibile, loro non possono cambiare idea su questo, poi lo fanno e parleremo del Concilio Vaticano II perché è divertente, loro creano enormi categorie per girare attorno all'essere infallibili, perché se io dico quello che io dico non può essere sbagliato e poi cambio idea, devo fare un gran lavoro di dialettica per cambiare idea. Però questa è sostanzialmente l'idea. Solo i sacerdoti hanno il potere di perdonare i peccati mortali. Peccati veniali, puoi chiedere perdono a Dio, puoi confessarti ai fratelli, va bene, ma i peccati mortali, come l'uccidere una persona, saltare messa, e poi se
la Chiesa Cattolica è una dottrina molto complicata, quindi se voi andate a chiedere quali sono i peccati mortali, ne scatta una discussione enorme, non lo sanno esattamente, perché questo è il problema di definire categorie troppo strette, che poi la gente inizia a fare come gli avvocati. Ma se io ho peccato così non sapendo, ero un po' ubriaco e quindi non me ne rendevo conto, diventa molto complicato, inutilmente complicato. Di nuovo la riforma, con tutti i problemi che ha avuto, perché la storia è complessa, è stato un atto di liberazione. Tu non hai bisogno di pentirti in un modo specifico, tu devi andare semplicemente da Cristo con quello che sei. Non era così semplice nella teologia medievale. E poi, se noi capiamo il contesto, no? Cioè il Medioevo di cui è stata la riforma protestante, sappiamo che le domande non erano proprio risposte dalla parte della Chiesa. La Chiesa era come se fosse la legge, perché apparteneva appunto, cioè con questa, cioè l'inizio della Chiesa, quindi cioè, quando è stata messa insieme con l'impero romano, è diventata legge. Quindi tutte le domande che il popolo aveva in quel periodo non erano risposte, e quindi anche quando noi andiamo a vedere tutti i quadri, erano delle persone che avevano proprio paura della morte, che avevano paura perché non sapevano dove, cioè la vita doveva finire. Quindi in quel caso avevano delle domande e la Chiesa non riusciva a rispondere. A partire da Lutero, quindi tutte queste domande sono state risposte. Perché? Perché adesso è solo Christus. Quindi noi sappiamo che i nostri peccati noi dobbiamo confessarli a Gesù Cristo, perché la Bibbia ci dice che Lui è il nostro intermedio. Quindi attraverso di Lui, è soltanto attraverso il suo sacrificio che oggi noi siamo qua. È soltanto attraverso la sua grazia, la grazia di Cristo, la grazia di Dio, che oggi noi siamo qua. Quindi noi non abbiamo bisogno di confessare i nostri peccati a una persona per venire perdonati. Diversamente di quello che Giulio stava dicendo, ad esempio, di tutte le indulgenze che erano appunto pagate per avere quello piccolo spazio nel purgatorio, che mamma mia era proprio uno spazio piccolo piccolo, tutte le persone che quindi, tutta la cattedrale di Roma a San Pietro, che è stata costruita tutti con questi soldi, ma hanno capito appunto che dovevano fare una riforma. È diverso ad esempio di quello che c'è scritto nella lettera di Giacomo, come abbiamo visto, che noi dobbiamo confessare i nostri peccati per essere guariti. È totalmente diverso. Qua stiamo parlando di salvezza. E quindi di quello che Emanuele stava parlando, immaginate se una persona che ha questa conoscenza e pensa così: se io adesso faccio un incidente, dove vado? La garanzia di un cristiano che sa veramente che la sua salvezza viene tramite Gesù Cristo è di capire che in qualsiasi momento, dove sta, non importa, cioè il momento, se muore, sa esattamente dove va a finire. È questa l'idea che i riformatori volevano portare. Quindi è la solo scrittura, solo grazia, ma solo Cristo. Un altro aspetto della riforma che la riforma ci ha portato è che una volta che hanno deciso no, basta, rompiamo con questo metodo della Chiesa romana, portiamo la Bibbia alle persone, Lutero si è nascosto in un castello e in pochi mesi ha tradotto il Nuovo Testamento, in 3 mesi, poi ha iniziato l'Antico Testamento, che lì si è impiegato circa 10 anni, mi pare, per tradurre l'Antico Testamento, nella lingua tedesca, nel tedesco più popolare. In quel periodo lì, come era l'Italia prima, tutte le persone parlavano dialetti diversi. È stata la Bibbia tradotta da Lutero in tedesco che ha unificato la lingua tedesca più o meno come c'è oggi. Quindi la Bibbia, attraverso le istruzioni. Poi ancora un altro aspetto, le persone nella maggior parte non sapevano leggere. Loro, una volta che avevano la Bibbia e anche con la stampa che era appena iniziata, hanno iniziato a stampare la Bibbia dappertutto, a distribuire la Bibbia. Di nulla serviva se le persone non sapessero leggere. Quindi loro non solo ci consegnavano una Bibbia, ma ci insegnavano anche a leggere portando la Bibbia. L'evoluzione che il mondo ha avuto in questo periodo è stato
gigantesca, in grande parte per conto del protestantesimo, che ha iniziato a insegnare le persone a leggere, non soltanto le persone della classe più alta, ma tutti quanti quelli che volevano potevano imparare a leggere utilizzando la Bibbia, e questo l'ha portato alla Chiesa. Interessante che anche in Brasile le scuole bibliche domenicali sono state create appunto per insegnare la gente a leggere, perché non sapevano leggere. Quindi non solo la rivoluzione, a parte della riforma protestante, ma ha scatenato anche le altre rivoluzioni nell'Europa, no? Rivoluzione francese, rivoluzione industriale, quindi, esatto. Quindi se guardiamo dal punto di vista che la riforma protestante ha portato anche un cambiamento di idee e soprattutto un cambiamento di vita, non solo nell'ambito spirituale, ma anche nell'ambito di condotta, cioè nell'ambito culturale. Perché, siccome Junior ha detto, le persone non sapevano leggere, adesso dovevano appunto avere un modo, cioè un qualcosa da spronargli ad imparare a leggere e soprattutto di iniziare ad avere più conoscenza, più sapienza di quello che stavano proprio avendo in mano in quel momento. Adesso non mi ricordo il nome di quello che ha stampato la Bibbia, ma era come se fosse tipo una cosa rivoluzionaria dell'epoca, perché non avevano in contatto, sai, la Bibbia. Gutenberg, bravo. C'era questo che ha proprio stampato le Bibbie e che in quel momento lui è stato trattato anche come se fosse tipo un eretico, cioè una persona che dovevano ucciderlo, perché in quel momento non si poteva fare questo tipo di cose, ma è quello che ha proporzionato quindi alla gente di avere più conoscenze e soprattutto di avere una cultura molto più profonda. Ora permettetemi un momento spezzare la lancia in favore dei cattolici, perché sembra che li stiamo distruggendo stasera, perché Reformation Day è sempre tosto per i cattolici, ma noi dobbiamo ricordarci quello che ha raccontato Junior. La Chiesa cristiana nasce nella persecuzione. Noi vediamo che noi non abbiamo vescovi qua, molte chiese ce le hanno, ma la figura del vescovo spunta immediatamente. La figura del Papa spunta dopo qualche secolo, perché in una chiesa sotto enorme pressione, gigantesca pressione dall'esterno, servivano leaders, serviva una struttura. Era pieno di eresie, giravano lettere, non era facile verificare chi ha ragione e chi no, non era facile capire cosa fosse Bibbia e che cosa no. Per questo avevano i vescovi e per questo la Chiesa ha sostanzialmente detto: ok, lasciate che siamo noi un po' più esperti a capire queste cose, che è ragionevole. Ma questa struttura, come sempre accade nel potere, in tutto il potere, perché la Chiesa si è mescolata con il potere politico, con le guerre, ci sono state tantissime questioni, siamo esseri umani, ragazzi. Tante persone hanno detto: io interpreto la Bibbia in questo modo perché conveniva politicamente, non per un tema di chi ha ragione e chi ha torto. Lutero ha trovato un ambiente favorevole, perché c'erano dei principi tedeschi che si sono affiancati a lui. Se fosse stato lasciato solo, sarebbe stato ucciso anche lui e la riforma sarebbe morta. Quindi c'è sempre una dimensione politica di mezzo, ma la Chiesa Cattolica aveva preso un sistema antico, funzionante, e lo stava sempre più irrigidendo, perché una volta che a me dicono: tu sei il re della cristianità, tu sei il Papa, noi sapete dalla Bibbia, noi abbiamo una carne. Se voi chiamate me, Emanuele, noi nominiamo il re di tutti i battisti, secondo voi a me verrà mai spontaneo rinunciare a questa carica? No, se posso io prenderò più potere. Mi viene nella mia carne e mi dirà: no, voglio dominare di più. Per questo il potere si è passati prima al vescovo di Roma, perché Roma era la città più importante, era il vescovo più importante che coordinava gli altri. Ma già che coordino gli altri, comando gli altri. Ma già che comando gli altri, non sarebbe figo se ogni cosa che dico sono obbligati ad obbedirmi? E così via, il Papa è diventato sempre più potente ed è dovuta arrivare la riforma a rimediare. Ma la struttura dei vescovi della Chiesa Cattolica e della Chiesa Ortodossa ha preservato la cristianità per secoli. Hanno sbagliato un sacco di cose, dopo la riforma con il Concilio di Trento e altri si sono ripuliti da tante schifezze, ma altre cose che loro hanno scritto nei loro concili ecumenici, per loro stessa missione, non possono cambiare idea. Punto. Un esempio molto forte è il secondo concilio di Nicea, che poi verrà fuori perché si parla delle icone, in cui era un concilio politico, in cui c'entrava l'imperatrice di Bisanzio, e quindi una litigata politica è entrata nella storia della Chiesa, ed è stato detto: questo è infallibile, è così, è come fosse parola di Gesù.
E tu non potrai mai cambiare questa come cattolico e come ortodosso. Come protestante, e questo è il bello di essere protestanti, tu puoi guardare quel concilio, leggere la Bibbia e dire no, questa cosa non c'entra niente, questo concilio è frutto dei suoi tempi, lo posso completamente scartare perché la Bibbia contraddice quello che è scritto qua. Un cattolico e un ortodosso non può, ma, questo ci tengo a dirlo perché è molto importante, sotto a tutte le regole, le leggi e i sistemi folli della Chiesa cattolica c'è il Vangelo, c'è la salvezza. Loro parlano di Cristo, loro credono nella salvezza, credono che Cristo ha pagato per i peccati, poi hanno reso inutilmente complicato. Immagina che tu dici ok, tu puoi avere un rapporto con tua mamma che ti ama, ma le puoi parlare solo con parole che iniziano per vocali. È assurdo, è folle, ma è così. Noi protestanti diciamo no, puoi usare tutte le parole. Scusate l'esempio sciocco, è solo per trasmettere l'idea. C'è il Vangelo nella Chiesa cattolica, ma è sommerso da un sacco di regole e cose che noi protestanti non crediamo. Perché non esiste una sola chiesa protestante, ma ci sono più denominazioni? Beh, sappiamo che correvano in parallelo altri movimenti protestanti, no? Non c'era solo quello in Germania, ma c'era quello in Ginevra, c'era anche in Inghilterra, quindi dove è stata creata quindi la Chiesa anglicana. Però la storia è un po' strana, diciamo così, perché tutto è partito dal punto che il re in quel momento voleva sposarsi un'altra signora. E da lì hanno deciso quindi di spaccare la Chiesa, giusto per avere quella, diciamo, autorità di poter fare quello che voleva. Cioè, adesso io divento la persona più importante, io sono il capo della Chiesa e quindi anche io decido con chi sposarmi. E da lì è creata quindi la Chiesa anglicana. Però tutta, diciamo, la teologia è stata una teologia protestante, perché tutte le persone che erano, se non mi sbaglio, a Ginevra oppure in Amsterdam, erano delle persone che portavano quindi questa teologia protestante, ma comunque hanno tenuto tutti, diciamo, le usanze, cioè la tradizione della Chiesa cattolica. E da lì è iniziato quindi ad avere un altro movimento in parallelo che si chiamavano i puritani, che volevano appunto cambiare un po' tutta quella, diciamo, quella storia che c'era all'interno della Chiesa anglicana, e che hanno detto così: guarda, tutto questo che sta succedendo qua non va bene e noi dobbiamo fare diverso. E perché è importante dire questa cosa? Perché la riforma protestante è stata sì importante perché hanno puntato verso la direzione giusta, ma non è stato tutto giusto, cioè non è stato tutto bello, perché anche i protestanti, cioè anche i riformatori, hanno persecutato anche delle persone che non avevano proprio, cioè non dovevano essere perseguitati. Il caso è gli anabattisti, che erano delle persone che volevano appunto ripristinare da capo tutto ciò che stava succedendo, perché i riformatori volevano appunto avere soltanto una riforma in mezzo alla Chiesa cattolica, mentre invece gli anabattisti volevano proprio ripristinare da capo, perché dicevano: guarda, è tutto sbagliato, vogliamo fare tutto diverso e cioè non va bene così. E Zwinglio, appunto quello a Ginevra, ha iniziato a perseguitare gli anabattisti e sono stati anche morti. Quindi non è stato tutto bello nella riforma protestante, ma hanno puntato nella direzione giusta. Il fatto è che gli anglicani hanno iniziato quindi a perseguitare tutti i puritani e questi sono scappati via dall'Inghilterra. Alcuni sono andati addirittura in Brasile, che hanno iniziato e hanno avuto anche la chiesa nello stato del Pernambuco, e dopo sono anche scappati via degli altri posti. E questo entra anche nel tema del culto del giorno 22, che sono arrivati dove? Negli Stati Uniti, dove c'è stato il Thanksgiving, dove hanno iniziato a cultuare il Thanksgiving. Da lì hanno iniziato quindi le chiese presbiteriane e tutte queste persone che sono scappati via del Brasile sono andati in una città che si chiamava Nuova Amsterdam, che dopo è data il nome di New York. Quindi tutte queste chiese protestanti sono appunto nate, diciamo così, la radice a partire dal momento in cui c'è stata questa persecuzione in mezzo ai propri protestanti. E da lì logicamente
tutti quelli che non andavano d'accordo, anche con Zwinglio e Lutero che non andavano d'accordo per la cena del Signore, altri protestanti non andavano d'accordo magari con alcune cose e da lì hanno iniziato a creare altre denominazioni. Ma questo vuol dire una cosa diversa dal punto di vista di cui quando noi andiamo a vedere una persona che è eretica. È quello che volevo sottolineare qua. Quello che ci fa diventare proprio fratelli in Cristo Gesù sono delle cose, sono delle dottrine basiche che noi abbiamo nella Bibbia. La prima è credere in Gesù Cristo. La seconda, anche se la Trinità non è scritta, ma dobbiamo capire che è un solo Dio in 3 persone diverse. Quindi ci sono delle cose che ci collegano come veri cristiani, ma le altre cose che sono marginali fanno parte soltanto di altre, direi, concetti che loro hanno sì sulla Bibbia come dimostrare e soprattutto spiegarle, ma che hanno soltanto un'altra interpretazione, che non vuol dire che è un'eresia, ma è soltanto un'interpretazione diversa. Allora, permettetemi intervento anche su questo, cerco di essere breve. Se io chiedo a tutti voi di scrivere quello che avete capito della Bibbia in un foglio, vi do un esercizio, in 10 minuti scrivete tutto quello che capite della cristianità e poi lo comparate, scrivete tutti la stessa roba, identica, nei minimi dettagli? Chi di voi ha ragione? Cosa predichiamo in chiesa? Questa è la domanda che tutti cercano di rispondere, questa è la grande ansia. Chi di noi ha ragione? Perché se voi andate su internet e iniziate a comparare che cosa credono le varie chiese, vi assicuro che proverete un gigantesco stato di ansia e non capirete più nulla, non sapete chi ha ragione. Quando la Chiesa Cattolica dice che c'è un Papa che infallibilmente determina che cosa credere, questa è una risposta sbagliata a un'ansia corretta. Noi abbiamo un grande problema che si chiama peccato, noi siamo imperfetti, noi vogliamo cercare la verità, non riusciremo mai a metterci d'accordo su che cosa la Bibbia vuol dire. Un giorno saremo alla presenza di Cristo e Lui ci spiegherà dove abbiamo sbagliato e dove abbiamo fatto giusto, ma finché siamo su questa terra sarà un continuo, usurante lavoro di confrontarsi, qualcuno che si deve sottomettere e qualche visione che deve essere scritta, discussione, che cosa capiamo, per quello ci sono denominazioni diverse. Se vogliamo avere una denominazione unica, dobbiamo accettare di sottometterci a una figura come il Papa, perché altrimenti non funziona. L'unità è quello a cui noi come cristiani dobbiamo tendere, come nella famiglia, come nella relazione, ma noi siamo diversi e non capiremo mai perfettamente la Bibbia. Quando noi diciamo sola scrittura, intendiamo che la Bibbia è infallibile, quello che c'è scritto è infallibile, quello che capisco io non è infallibile, non lo sarà mai. Noi non arriveremo mai a una comprensione corretta, perfetta, precisa della Bibbia. C'è chi ci va più vicino, c'è chi ci va più lontano. E questo porta naturalmente a divisione, quindi da un certo punto di vista è ok che ci siano più denominazioni. Ma quando iniziamo a spaccarci su cose sciocche tipo Junior ha criticato il mio vestito, quindi io prendo metà dei ragazzi e costruisco un'altra chiesa perché Junior è stupido, questo è una cosa folle, questo distrugge la chiesa. Ma se invece vediamo che una parte della chiesa ha una dottrina e un'altra parte della chiesa ha un'altra dottrina, ci troviamo, e come Zwingli e Lutero ci troviamo a lanciare i piatti sul 15° punto perché siamo in disaccordo, lì è corretto separarsi perché abbiamo due linee diverse. Ovviamente dobbiamo cercare il dialogo, di nuovo facciamo il dialogo anche con i cattolici ed è bello dialogare con i cattolici, poi il dialogo si approfondisce, esce il nome di Maria e volano i piatti. Quindi di nuovo la sto mettendo sul ridere, ma l'idea è che non supereremo mai le divisioni che abbiamo, a meno che non ci mettiamo tutti sotto un super papa e quello che crede lui crediamo anche noi. Ma se il super papa insegna in realtà c'erano 3 dei e perdonare i vostri nemici non serve, non sono sicuro di voler stare sotto quel super papa. Per questo c'è questo continuo dibattito tra denominazioni e persone che passano da una all'altra e un grande mal di testa che vi consiglio di lasciare ai teologi. E volevo anche aggiungere una cosa. Ho parlato tipo di base biblica per, diciamo, difendere quello che credono. Nella teologia, non so se hai parlato di questa cosa, ma ci sono 2, diciamo, linee teologiche, che una è la calvinista, l'altra è l'arminiana. Una crede esattamente che la salvezza non si perde mai più,
Dopo che hai accettato Gesù Cristo sei salvo per sempre. Mentre invece gli arminiani sono quelli che pensano esattamente che la salvezza si può perdere. Quale dei due si trovano nel giusto e quello si trova nel torto? Tutti e due hanno basi bibliche per difendere, ma una cosa io so, i calvinisti non hanno degli argomenti per criticare gli arminiani, visto che siccome c'è la predestinazione già, questi sono già predestinati ad essere arminiani, giusto? E gli arminiani non devono dire niente ai calvinisti perché questi hanno il libero arbitrio da scegliere quello che vogliono. Quindi è una cosa che sono cose marginali. E alla fine non cambia niente a nessuno. Quindi, allora, queste cose come discutere di politica sono importanti, però ringraziate Gesù perché non siete salvati perché la vostra teologia è corretta, siete salvati perché Lui è buono. Amen? Amen. Okay, primo amen. In modo veloce, perché le chiese cattoliche... Non so chi ha fatto la domanda, questo qui c'è stato anche un dibattito tra di noi per capire, per interpretare questa domanda, quindi immaginate come si trovano i teologi a interpretare la Bibbia. Noi non siamo riusciti a interpretare la domanda, quindi la domanda è, da quello che abbiamo capito, forse non era questa, ma mi dispiace, adesso è, perché le chiese cattoliche o chi le frequenta sono così diffidenti a conoscere le chiese protestanti? Emma, secondo me c'è una grandissima differenza tra i cattolici italiani, i cattolici brasiliani e ad esempio i cattolici statunitensi. Quindi per i cattolici italiani, secondo te, in modo veloce, se ce la fa. Non è veloce. Vai. No, allora, premessa sempre partendo dai documenti dei cattolici. Fino agli anni 60, se un cattolico entrava in comunione con un protestante, anatema, andava all'inferno. Ok? Se un cattolico veniva qua e lodava Dio insieme a noi, inferno. Gli metteva la bolla di spedizione, inferno, mandato, perfetto. Questa era la teologia cattolica fino agli anni 60. Poi è arrivato il Concilio Vaticano II e hanno ammorbidito i termini, infatti abbiamo fatto gli eventi assieme, il vescovo viene qua, è tutto molto carino. Perché i cattolici italiani sono diffidenti? Perché gli italiani sono un popolo complesso. Alcuni di voi sono di origine italiana, altri di voi sono di origine straniera. Gli italiani sono un popolo antico, sono un popolo, questa è un po' mia visione personale, un popolo stanco, un popolo che ha avuto tanti problemi nella sua storia e ha avuto la Chiesa Cattolica per 2000 anni. La Chiesa Cattolica ha dominato le nostre scuole, ha dominato le nostre istituzioni. La Chiesa Cattolica è ovunque. Quanto potete camminare senza vedere una Chiesa Cattolica? 100 metri? 2? 500? 1 chilometro? E poi ne trovate una. Il dominio culturale cattolico in Italia è stato fondamentale. Quindi hai tre tipi di italiani. Quello che è neutro verso la Chiesa Cattolica, che magari è neutro anche di noi, quello che è cattolico, e quindi non gliene frega niente di essere protestante perché tanto è già cattolico, ha già il suo posto, la sua Chiesa, ha già quello che gli serve, e hai quello che odia la Chiesa Cattolica. In Italia che odiano la Chiesa Cattolica ce ne hanno tanti. Avete mai notato le persone che sentono la parola Chiesa e gli viene un brivido freddo lungo tutta la schiena e non ne vogliono più sentire parlare? Ci sono ovunque naturalmente, ma in Italia c'è questo aspetto complicato. Quindi gli italiani non sono semplici da approcciare e dovete sempre tenere a mente che per loro la Chiesa è la Chiesa Cattolica che porta tutto il bagaglio culturale di cui abbiamo parlato. Non è semplice. Beh, poi in generale ci sono i normali dubbi che una persona ha, immagino che anche in altri paesi sia così, non ho idea di come sia la Chiesa Cattolica in altri paesi. In Italia la Chiesa Cattolica è fusa con tutti gli aspetti della vita, tutti, lo sport, andiamo nel campetto dell'oratorio,
andiamo alla chiesa cattolica, alla scuola cattolica, qua ho l'amico, vado alla comunione di questo, vado a vivere in via San Girolamo, ho non lo so, il mio amico che vive in via Papa Luciani, cioè tutte queste cose, la presenza culturale cattolica è fortissima e quindi tutte le persone ne sono immerse, sia che gli piaccia essere immersa che non gli piaccia. E quindi c'è sempre questa dimensione. Beh, io parlando di quello che io vedo in Brasile, perché ad esempio in Brasile ci sono all'incirca 200 anni di storia della Chiesa protestante, quindi magari quelli che vedono una Chiesa protestante che sta crescendo adesso in Brasile, quelli che sono cattolici, vedono magari nella Chiesa protestante, ed è anche questo che volevo sottolineare, la libertà che noi abbiamo di leggere il testo e di confrontarci con noi stessi e vedere se esattamente quello c'entra o meno con la nostra vita o no. Questo ci porta sì una libertà, ma ci porta anche una responsabilità. Perché? Adesso cosa farò con questo che ho letto? E questo ci porta una responsabilità, perché prima magari ero nell'inganno, cioè non sapevo parlare di questo argomento, ma adesso che lo so, che io conosco, cosa farò rispetto a questa cosa che ho appena letto? Perché se per il protestantesimo è la cosa più importante la scrittura, quindi è la parola di Dio che mi sta parlando, quindi è il proprio Dio che mi sta parlando. Quindi cosa farò con quello che Dio mi sta dicendo? È una responsabilità. Per quanto riguarda quindi il contesto della Chiesa in Brasile, io direi che magari quelli che sono amici, che sono anche protestanti, e c'è anche una battuta, no, che dicono che quelli là sono i varão, oppure sono i vasi, che sono quelli della Chiesa protestante, pensano così, beh, ma io vedo che il mio amico fa in una maniera diversa. Però quelli che credono esattamente nella teologia cattolica, come Emanuele ha ben definito qua e soprattutto spiegato come funziona, quelli che credono esattamente hanno sì una certa, direi, difficoltà non solo di frequentare ma soprattutto di conoscere, perché credono che magari tutto quello che è già stato fatto nel corso della storia è una specie di, direi, di offensa a tutto quello che è la storia della Chiesa cattolica. Però se noi capiamo la storia di tutto quello che è stato già detto qui questa sera, non era proprio così. Quello che volevano fare era soltanto riformare. Riformare è diverso di costruire o di ricostruire. La riforma è appunto migliorare quello che è già in corso. Quindi penso, e questa è la mia opinione, che la difficoltà e soprattutto sono così diffidente per il fatto che tante volte hanno visto dalla parte dei protestanti una certa, direi, superbia nel fatto di parlare, e dalla parte dei cattolici di capire esattamente che tutto quello che stavamo dicendo non era per offendere la loro cultura, non era per offendere la loro religione, ma era soltanto per portare gli occhi e soprattutto nella direzione giusta della situazione, della cosa. Poi velocemente, scusa Junior, giro la domanda. Voi come ricevereste un invito a venire in una messa cattolica? La diffidenza è da entrambe le parti. Se il pastor Caio dice adesso il prete cattolico, il vescovo di Treviso verrà a parlare qua, cattolico, Quindi sì, c'è diffidenza da tutte le parti perché siamo umani, fallibili e ognuno è convinto di avere ragione. Le differenze che vedo è che, ad esempio, in Italia il cristianesimo protestante, essendo così piccolo e anche nuovo, possiamo dire, non è proprio nuovo, però in grande parte gli italiani non sanno cos'è una chiesa evangelica protestante, forse non sanno neanche che esiste e se sanno non conoscono la differenza. Faccio l'esempio di Camilla, il suo lavoro con le ragazze e le sue colleghe di contabilità, vedendo che lei era differente, si comporta?
in modo differente, hanno iniziato a chiedere com'era la sua chiesa, in cosa credeva. Camilla ha iniziato a spiegare. Loro non conoscevano le chiese protestanti, non sapevano cosa fosse. Magari, no, una volta ho visto scritto in qualche parte chiesa evangelica, ma non ho idea di cosa sia. Camilla ha iniziato, le ragazze, le sue colleghe, sono cattoliche, però come la maggior parte che forse frequentano la messa 1 o 2 volte all'anno, perché proprio non sono d'accordo con tante cose che la Chiesa cattolica fa. Una volta che Camilla ha iniziato a spiegare cos'era la Chiesa evangelica, la Chiesa protestante, una di loro si è voltata e ha detto: ma guarda che forse sono protestanti da tutta la vita e non la sapevo. A me? Forse dalla parte italiana sia un po' questo, il fatto che a malapena conoscono le chiese evangeliche. In Brasile, come Miguel ha parlato, c'è già una cultura evangelica molto più lunga, molto più... insomma, si trova delle chiese evangeliche, forse anche più delle chiese cattoliche. I cattolici conoscono esattamente chi sono i protestanti conoscono esattamente chi sono i cattolici, e c'è praticamente questa lite tra di loro, forse com'era, non si uccidono, però praticamente com'era al tempo di Lutero. Quindi in Brasile forse è questo, no? Io non voglio neanche stare vicino a loro, più o meno questo. Negli Stati Uniti, se entri in una chiesa evangelica o se entri in una chiesa cattolica senza che nessuno ti dica cosa c'è scritto nella... Insegna. Cosa? Insegna. Insegna? Sì, no. Se nessuno ci dice cosa c'è scritto lì, Insegna. tu a malapena saprai se quella è una chiesa cattolica o una chiesa protestante. Tranne che per i vestiti. I preti utilizzano sempre quello, quello bianco, come si dice? La collana bianca e tutto quanto. Tranne per i vestiti, le chiese sono praticamente uguali, non si trovano immagini di Maria, sante, è già una cultura molto diversa. E forse anche in Europa, in altri paesi c'è una diversità. Quindi per questa risposta forse dipende da quale realtà parliamo. Sì, poi l'altra osservazione, alla gente piacciono le cose diverse. Se tu nasci in Italia ti piace provare il sushi, se tu sei in Giappone magari un ristorante italiano va molto forte. Quello che vediamo in tante realtà è che soprattutto in posti dove la Chiesa cattolica e la Chiesa ortodossa non sono conosciute, America, Australia, Inghilterra, si fanno largo tra i giovani, perché uno che nasce evangelico da genitori evangelici è stanco di vedere roba evangelica e viene attratto da questa cosa diversa. Dall'altra parte, in un paese che è cattolico fino al midollo, la novità è la Chiesa evangelica e quindi c'è sempre il fascino del nuovo. Siamo umani, siamo più semplici di quello che ci diamo credito, a volte ci piace semplicemente la novità. Io vorrei solo dire una cosa. L'intuito di questa sera, lo scopo non era fucilare la Chiesa cattolica, era soltanto parlare di storia, era soltanto parlare di quello che è successo nel corso degli anni. Soprattutto la cosa bella di quello che la Bibbia ci insegna è che noi abbiamo proprio la libertà di espressione, libertà di essere quello che vogliamo in base a quello che il nostro Signore Gesù Cristo ci insegna. Chiamare al dibattito è quello che è stato fatto, quello che Lutero ha fatto. Vogliamo riformare. Anche quello che la Chiesa protestante fa è chiamare per parlare, cioè avere la libertà di dire quello che tu vuoi, ma che tu devi avere anche la responsabilità di quello che stai dicendo. Ed è esattamente quello che noi come cristiani dobbiamo fare. Settimana scorsa, quando ho predicato, ho detto questa cosa, perché il cristianesimo è una religione talmente diversa di tutto quello che noi vediamo, perché il cristianesimo è quello che ti dà qualcosa per grazia, per poi chiederti di fare qualcosa. Mentre invece tutte le altre religioni ti dice di fare una determinata cosa per meritare un'altra cosa. Perché sto sottolineando questa cosa qua? Perché noi come cristiani dobbiamo essere delle persone che hanno la mente aperta per capire tutto quello che c'è davanti a noi e per dare un giudizio di noi stessi. Io non sono d'accordo con Giulio in tante cose, lui non è d'accordo con me, ma noi abbiamo
una specie di relazione in cui possiamo avere la libertà di dire esattamente quello che noi pensiamo, perché la Bibbia ci ha portato questa libertà, però logicamente abbiamo responsabilità per quello che diciamo e dobbiamo avere coerenza, come ho parlato settimana scorsa, di dire esattamente quello che sto difendendo, cioè devo conoscere di quello che sto parlando. Quindi sottolineo qui e stasera è stato proprio fatto per parlare un po' di storia, discutere un po' di quello che oggi noi crediamo qua e quello che noi confessiamo qua, che è la nostra fede, il protestantesimo, ed era talmente questo lo scopo di questa sera. Se posso aggiungere, scusate. Quindi non andate in giro per favore a dire ai cattolici: ah, tu vai all'inferno perché veneri Maria e pensi che Maria sia una semidea. No, siate generosi verso i cattolici, io li considero fratelli eterodossi. Loro hanno cambiato idea su di noi, fino a 60 anni fa dicevano che andavamo tutti automaticamente all'inferno, adesso com'è che ci chiamano, Samuel? Fratelli c'è un'espressione specifica che usano, perché loro non possono dire che siamo cristiani come loro. Fratelli in errore, non possono dire che siamo cristiani come loro, perché sennò si contraddicono. Vi ricordate i documenti infallibili di 500 anni fa? Però stanno cercando di entrare in fratellanza con noi. Quindi io penso che incontreremo tantissimi cristiani in paradiso, tantissimi cattolici, scusate, in paradiso. C'è la teoria delle branch, dei rami, diciamo, c'è salvezza in tutte le chiese. Le chiese sono più strane, più pazze, ogni chiesa dice: ah, io sono il club giusto, tutti gli altri sbagliano. Abbiamo compassione per gli altri, cerchiamo la verità, ma portiamo anche rispetto. Non fatevi strane idee sui cattolici: ah, ma è vero che voi pensate che Maria sia... Cioè, siate rispettosi, cercate di capire davvero in che cosa credono. Se hanno false idee su di noi, difendetevi. Abbiamo delle differenze, quelle differenze sono importanti, ma c'è una differenza tra un dibattito tra me e un cattolico e un dibattito tra me e un musulmano. Io e il cattolico abbiamo lo stesso identico Dio Gesù Cristo, la Trinità. Io e il musulmano abbiamo due dei completamente diversi. Questo voglio che sia molto chiaro, perché sì, abbiamo differenze con i cattolici, ma ci può essere dialogo. Facciamo questo dialogo. E non solo con i cattolici, con i luterani, i presbiteriani e tutte le varie denominazioni. Non possiamo bruciarli. No. C'era un'altra domanda, ma direi di saltare perché siamo con i tempi avanzati. Mi stavo divertendo. No, se ci sono domande dal pubblico magari. Sì. Per caso volete fare delle domande? Saremo brevi, lo prometto. No? Senza domande? Ok. Poi se volete chiederci in privato, fate pure. Va bene? Prega per noi per finire. Signore, che la tua presenza sia con noi. Ieri abbiamo celebrato la riforma protestante e ti ringraziamo per questa libertà che ci hai donato. La libertà di avere nelle scritture tutto quello che noi abbiamo bisogno per la nostra vita, di capire che Gesù Cristo è morto per noi, che attraverso la sua grazia abbiamo avuto, Signore, la salvezza tramite la nostra fede in te. E tutto questo, Signore, è da ringraziarti perché oggi noi possiamo veramente essere liberi ed essere persone che sappiamo esattamente dove andiamo a finire, Signore. Nel cielo con te, quando il tuo Figlio Gesù Cristo sarà tornato. Quindi noi ti ringraziamo per questa cosa. Ti ringrazio anche per questo momento che abbiamo avuto qua, che tutto quello che è stato detto, Signore, possa veramente dare dei frutti nei nostri cuori, nella nostra vita, affinché possiamo, Signore, dimostrare, come i cristiani nel primo secolo, attraverso la loro condotta, che noi siamo dei veri cristiani, Signore. Non perché frequentiamo una chiesa, perché abbiamo una determinata denominazione, ma perché noi abbiamo la stessa condotta di Gesù Cristo nella nostra vita. Quindi che noi adesso, sapendo di tutto quello che sta succedendo, non solo in Nigeria, ma anche in tutti i paesi del mondo che hanno
cioè la persecuzione dei cristiani, che noi qua, con le libertà che noi abbiamo, possiamo sfruttare questa cosa e dire che solo tu sei il nostro Signore e sfruttare, Signore, questa libertà che abbiamo qua, di poter, Signore, offrirti culto e rendere, Signore, un culto a te, sapendo che possiamo fare esattamente quello che la Bibbia ci insegna, cioè avere la stessa libertà che tutti gli apostoli avevano quando erano con te. Nel nome santo di Gesù vogliamo, Signore, chiedere per tutto quello che ci è stato detto qua, che possa veramente dare dei frutti anche alle persone che sono al nostro intorno, affinché noi come cristiani possiamo dare dei frutti, ma attraverso la nostra vita possiamo anche raggiungere delle persone che hanno bisogno della tua parola. Nel nome santo di Gesù, così che ti ringrazio e ti chiedo, nel nome santo. Amen. Grazie ragazzi, buona serata, buon weekend, buona settimana. Ci vediamo il prossimo sabato.